Anche questa mattina leggeremo questo libro, continueremo a leggere alcune righe di questo bellissimo libro che è attualissimo, perché con le guerre che ci sono anche qua vicino a noi, penso quante mamme, quanti papà, quante famiglie sono in apprensione per i loro figli, li vedono partire, non sanno se torneranno, se li vedranno. Questi viaggi alla ricerca dei figli, almeno delle spoglie, sapere, riportarli a casa. Voi sapete quanto importante è ricordare, perché anche la nostra storia di queste mamme sono le nostre donne. Partì immediatamente con altri 2 figli. Alle 5 del pomeriggio eravamo già a Cervia. Trovammo subito la colonia, ma non si poteva entrare. Anadage era stato trasferito lì da pochissimo e, non essendo ancora stato visitato, non sapevano ancora che malattia avesse. Nel dubbio che fosse contagiosa, non lasciavano entrare nessuno. I miei figli, che erano assieme a me e che ben conoscevano i regolamenti militari, acconsentirono ad aspettare, ma io non sapevo il motivo del rimpatrio e temevo che fosse ferito. Ero disperata. Come? Io ero sua madre, volevo vederlo a ogni costo. Allora mi misi ad aspettare fuori dalla cancellata e appena vidi un soldato dentro il giardino iniziai a sbracciarmi per richiamare la sua attenzione. Il ragazzo, un po' stupito nel vedere una donna agitarsi in quel modo, si avvicinò con passo deciso e con aria arrabbiata. Appena aprì il cancello gli chiesi se sapesse qualcosa di un soldato arrivato il giorno prima che si chiamava Zerbini Anadage. Lui mi domandò che malattia avesse, ma io non glielo seppi dire. Mi fermo qui perché, come sapete, ho anche gli ospiti, ma era importante, io sono convinta che sono importanti questi libri, perché è la storia di queste donne che a volte non sono neppure scritte nella storia, che hanno aiutato la patria e che non sappiamo neppure i loro nomi perché non ci sono. Quelli degli uomini sì tanti, ma delle figure femminili purtroppo non ci sono o pochissime. Allora saluto e ringrazio tantissimo l'avvocato Federica Suine, grazie avvocato di essere qui, vicepresidente UPI, Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, perciò pensate che è interessante anche questa mattina parlare con l'avvocato Suine, e saluto anche Pier Mario Fop, referente Associazione Libera contro le mafie, anche qua io non so Fop come la veda lei, ma non è che siamo tanto tranquilli con quello che stiamo sentendo, ascoltando e vedendo, però partirei proprio con l'avvocato Federica Suine. Allora avvocato, si è aperto il 2026, case non ce ne sono, richieste tantissimi, affitti impossibili, non soprattutto affitti ma fare anche un mutuo, comprare un appartamento. Cosa sta succedendo? Ma si rendono conto che parliamo anche ieri di denatalità, ma questi ragazzi non trovano neppure la stanza per studiare, perché anche là costano follie, una stanza, non un appartamento. Allora, dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, cosa vede avvocato? Allora, vedo che questo 2026 è iniziato come è finito il 2025, assistiamo a un calo quasi drammatico delle locazioni e dappertutto, non parlo solo del centro città, parlo anche delle periferie, dei paesi limitrofi, c'è proprio una sproporzione grandissima tra la domanda di chi cerca una abitazione in locazione, pur potendo, non stiamo parlando di disagio, di situazioni di difficoltà, stiamo parlando di giovani coppie, di famiglie, di singoli che cercano un'abitazione in locazione per periodi più o meno lunghi e non la trovano, o quando la trovano a condizioni impossibili, perché oggi una media di affitto di 700-750 euro, un singolo ma anche una giovane coppia fa fatica. Sentite? Fa fatica, e anche perché a questo devi aggiungere il condominio, le bollette, e oggi le bollette diventeranno nei prossimi mesi nuovamente un'emergenza vera, perché stiamo già assistendo alla crescita dei prezzi, di nuovo la benzina, domani saranno nuovamente gas, energia elettrica, e questo sempre sui piccoli e sempre sui nuovi nuclei tende ad avere l'impatto maggiore, perché ovviamente una giovane coppia che
che inizia la sua vita con 2 stipendi anche giusti, medi, quello che è di mercato, fa fatica. E in questo contesto anche l'accesso ai mutui non è particolarmente agevolato e comunque i prezzi anche delle compravendite sono molto elevati. Il nuovo, si sa, con tutte le nuove caratteristiche, ha un costo. Comprare il vecchio per poi ristrutturare oggi è molto difficile, perché anche il mercato, insomma, delle ristrutturazioni è ancora un po' saturo dalla coda dei 110, dei bonus e di quello che c'è stato, e quindi si fa veramente fatica anche a fare una previsione di quello che può essere la spesa finale e di quello che tutte queste giovani persone possono arrivare ad affrontare. Quindi noi di nuovo anche in questo inizio del 2026 assistiamo a questo calo. Non ci sono in questo momento particolari forme di aiuto, di agevolazioni o altro per i conduttori che si approcciano, mentre per i locatori rimane comunque una tassazione che è sempre importante e che tende anche a crescere, che quindi mette le 2 posizioni in una situazione di difficile equilibrio. E questo fa sì che il mercato sia sempre più fermo, e questo noi lo vediamo proprio numeri alla mano con i numeri dei nuovi contratti di locazione che facciamo, e invece con i numeri degli appartamenti che non vengono più locati per tanti motivi che sappiamo bene, ne abbiamo già parlato altre volte, riguardo alla lentezza poi della giustizia, della fase esecutiva, alla difficoltà di recuperare quanto non si è riusciti a incassare. Delle truffe magari, ne parliamo, a volte anche per questo, ci siamo accorti in particolare per quanto riguarda le ristrutturazioni e tutto quello che sappiamo che si è bloccato e che adesso purtroppo trova spesso e volentieri sbocco in tribunale per lavori non finiti, imprese che non si trovano più, e questo ovviamente mette in difficoltà il privato, che non ha strumenti alternativi che quello di rivolgersi alla giustizia e attendere i tempi che conosciamo bene. Quindi tutta questa cosa e tutta questa situazione insieme non fa sperare in un 2026 migliore di quello che è stato il 2025. Noi ce lo auguriamo, ma attualmente le condizioni che vedo non sono diverse. Ciliegine sulla torta ci mancano queste guerre, Russia, Ucraina, adesso appunto questo Iran. Ecco, io non riesco a capire cosa sta succedendo a questi grandi della terra, veramente non riesco a capirlo, perché non è che manchi qualcosa, potremmo vivere tutti in pace, no? Bene di più, visto le ricchezze che la natura anche in quei paesi li ha provvisti. Il problema è proprio questo, che hanno troppa ricchezza, loro sono poveri ma le ricchezze sono enormi, e perciò i predatori arrivano, sotto forma di guerra naturalmente, e poi muoiono i civili naturalmente e i soldati, giustamente. Quello è ragazzi, il primo drammatico, la prima drammatica conseguenza è quella, perché noi non vediamo l'effetto che ha su di noi, ma naturalmente dobbiamo valutare i morti, dobbiamo valutare la distruzione, quello che rimane in quei posti dopo che è passata la guerra, perché abbiamo visto le immagini dell'Ucraina, abbiamo visto le immagini di Gaza, lì non resta niente, quindi anche chi non è morto trova veramente, poi troverà nei prossimi anni una difficoltà enorme a ripartire. E noi vediamo le ripercussioni e le vediamo dal punto di vista economico subito, lo vediamo anche come clima che si respira, perché oggi comunque è ritornata un pochino di paura anche nelle persone, certo. Anche qui. E anche rabbia. Sì, e anche diciamo una mancanza di fiducia, perché non riesci a capire se ti puoi esporre, se puoi fare dei programmi, perché non sai effettivamente come andranno le cose. Questo clima di incertezza non giova e non fa bene sicuramente a nessuno. Allora sentiamo anche Pier Mario Fop, referente regionale Libera. Allora io vorrei capire anche lei cosa sta succedendo nel nostro paese. Ecco, ci sono 3 mafie, la mafia del nord, la mafia del centro, la mafia del sud, ognuna col suo nome. Ma sa quello che mi spaventa, Fop? Lo dicevo anche l'altro giorno, mi ricordo che avevo ospite, ma erano dei sindaci forse,
un consigliere anche regionale, quello che mi spaventa sono gli appalti e gli subappalti, che non ne andiamo fuori. Ecco, non riusciamo a capire, ecco, che fine poi alla fine qual è il risultato, chi mette i soldi in saccoccia, chi ne paga le conseguenze, anche un'assenza di trasparenza. Noi non sappiamo, non riusciamo a capire quando acquistiamo un appartamento oppure vediamo una terza, quarta corsia, veramente la trasparenza di chi c'è dietro questi grandi lavori milionari, per non dire miliardari. Prego Fop, cosa ci racconta questa mattina e grazie di essere qui. Grazie a voi per l'invito e grazie per la diciamo, l'introduzione che ha fatto in questo momento. Beh, noi non è che dobbiamo distinguere, secondo me, mafie del nord, mafie del centro e mafie del sud, perché la mafia è divisa in tante organizzazioni, ma è radicata dappertutto, non solo in Italia, purtroppo, all'estero, in tutto il mondo, ed è sempre più forte. La mafia in questo momento, quella più importante, ma si vede dalle indagini che ci sono state anche in Veneto, è l''ndrangheta. Al nord e in Veneto si infiltra dando servizi alle imprese. Dando servizi alle imprese, sappiamo che le mafie sono invisibili, le mafie lavorano con prestanomi, le mafie lavorano con società di finanziamento anche. E si infiltrano un po' alla volta all'interno di aziende sane. Un recente studio dell'Università di Padova dice che il 7% delle imprese venete è vicino, infiltrato alle mafie. Si parla di 30.000 imprese. Ma da incontri che si fanno con investigatori, con magistrati, si capisce che questa è la punta dell'iceberg, purtroppo, perché gli investigatori e i magistrati sono arrivati a scoprire questo in questo momento. Uno degli esempi, che è recentissimo con la sentenza della Corte d'Appello, è il caso dei casalesi, in questo caso parliamo di Camorra, di Eraclea. Quindi noi dobbiamo essere vigili, dobbiamo stare attenti, non dobbiamo cadere nel luogo comune di dire le mafie in Veneto non ci sono perché noi siamo onesti, noi siamo del nord, noi siamo tutti bravi. Non è vero, ci sono delle testimonianze che dicono diciamo atti di processo, ad esempio al caso di Selvazzano di qualche anno fa, della società Aspide che faceva servizi alle imprese. Selvazzano è vicino a Padova, dove il titolare di questa impresa alla domanda perché siete venuti qui in Veneto a fare queste cose, e lui ha risposto perché qui in Veneto sono disonesti, sono più disonesti di noi, non vogliono pagare le tasse. No, guardi, io lo so Fop, però io la ringrazio questa mattina di essere qui perché la mia trasmissione si chiama Sveglia Veneti Fop, non so se l'aveva capito bene, ma io lo dico a voce alta, si chiama proprio così. Ma sa perché, qual è anche il problema? Che anche in questi grandi affari stanno succedendo delle cose, i morti negli appalti, i morti per la sicurezza nei cantieri. Allora, capisci che qualcuno si deve pur svegliare, sono ragazzi, padri di famiglia che escono al mattino, anche mamme, escono al mattino e non tornano più perché il cantiere non era in sicurezza, perché non c'era l'attrezzatura, poi sa, qua se hai tanti soldi in Italia arrivi alla prescrizione, perciò bisogna capire anche come proteggersi, chi ti protegge, se hai la possibilità di continuare i processi. Io penso a queste famiglie distrutte dal dolore, avvocato Suine, che hanno perso i loro figli. Ecco, incontrare i processi, ecco qua
il dramma dei processi che non finiscono mai, che sono eterni, 3 gradi di giudizio. Ma di cosa stiamo parlando? Veramente il 3° grado di giudizio poi ha dei giorni, noi in Europa, perché in Europa è molto breve il 3° grado, noi abbiamo giorni infiniti prima di arrivare. Ma come mai, avvocato, siamo arrivati a questo punto in Italia? La patria della Costituzione, cioè veramente delle volte fa pensare cosa è successo. Lei è un avvocato, perciò frequenta i tribunali tutti i giorni, sa di cosa parla. Adesso questo referendum che hanno passato la patata a noi, non sappiamo neppure cosa dire, non capiamo niente, ma io sento dalle telefonate perché gli stessi giudici, uno dice sì, uno dice no, chi devo credere, chi ha ragione, sto attenta. Ma avvocato, cosa sta succedendo? Purtroppo noi abbiamo il problema della lunghezza di tutto il sistema giudiziario, quindi dei 3 gradi, della lunghezza dei processi che ci portiamo alle spalle da sempre e che ancora non si è riusciti, nonostante le numerose riforme, perché anche recentemente la riforma Cartabia ha introdotto una serie di regole e di normative del processo civile che mirano a comprimere il più possibile i tempi del giudizio per poter dare una risposta adeguata e in tempi sostenibili alle persone che si approcciano alla giustizia. Questo sicuramente anche a vantaggio dell'economia, perché se un'impresa, adesso stavamo parlando di impresa, se un'impresa ha necessità di ottenere un titolo esecutivo per poter riscuotere dei crediti e per averlo ci mette degli anni, la controparte a quel punto fa in tempo a chiudere e fallire più di una volta e rimani senza una tutela reale. Quindi il velocizzare il sistema giudiziario, velocizzare i processi, pur mantenendo le garanzie, perché non è che possiamo velocizzare e non si legge niente, si arriva a sentenza, bisogna comunque avere sempre riguardo ai diritti delle parti, a un contraddittorio regolarmente instaurato e a tutto quello che la stessa Costituzione prevede, ma la lotta e l'intervento maggiore va fatto proprio per dare velocità e dare una risposta più immediata ai cittadini e alle imprese che si rivolgono alla giustizia, altrimenti non serve a niente, perché anche uno sfratto che io riesco a portare a termine ed eseguire in 18-20 mesi alla fine perde efficacia, cioè serve a molto meno e non risponde all'esigenza del privato. Abbiamo Rinaldo da Venezia, poi andiamo da Pier Mario Fop, referente regionale Libera contro le mafie. Vai Rinaldo! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Purtroppo siamo in Italia, Mirella, e leggi le fanno in Parlamento. Cosa vuol dire? Che tutti i nostri politici hanno qualcosa da nascondere e se fa le leggi che va bene parole. Perché quanta gente che ha rubato, fatto robe che non aveva da fare, e dopo 20 anni, e dopo scaccia tutto perché se non è più in prescrizione. Ma da cosa parliamo? Diciamo al popolo che se ora che fa le leggi, non c'entra, ma le leggi che c'è, basta applicarle. Ma un processo, siamo ancora anche in televisione, se ancora andano processi di 30 anni fa, 40, il Garlasco, e che finito la pena, ma ancora in cerca del processo. Ma non è una vergogna, anche chi permette a fare queste robe, perché ma viviamo su cosa? Abbiamo intelligenza artificiale, abbiamo tutto, siamo bravi, tutti avvocati, tutti ingegneri, dottori, direttori, ma cosa ne cerca? Siamo noi altri che teniamo la zappa sul piede. Siccome che siamo bravi, a tutti è grata, perché non c'è gente onesta, a vedere come va a finire robe. Vai sul mercato, ancora costa €1, dopo 3 giorni 3. Ma una volta che era il calmiere dei prezzi, il calmiere, il governo, va bene, se provvedeva che erano i beni necessari per vivere, che avesse un prezzo stabile. Adesso al pan 8 euro al chilo, ma cosa diciamo? 8 euro al chilo, che salì a 16.000 franchi,
nel 50 che ne compravi in quintale. Siamo arrivati al punto che i soldi non va più niente, solo chi che sta bene fa le leggi che voglioli e vive come che voglioli. Grazie, grazie Rinaldo, fammi andare avanti, grazie. Lui ogni mattina fa le proprie riflessioni a voce alta, però gli ospiti poi danno ragione a Rinaldo, ecco, dicono, ecco, il signore che ha chiamato, ecco, ha detto delle cose esatte, però Pier Mario Foppo, quello che veramente preoccupa è il messaggio che arriva ai giovani. Io vedo anche voi le vostre manifestazioni quando le fate in Italia, che vediamo, avete tanti giovani che vi seguono, avete cittadini, brave persone, però non hanno armi da combattere, perché come ha detto giustamente l'avvocato Suini, combatti contro Golia, cioè cosa fai? Come ti tuteli? Per fortuna che ci sono poi le associazioni come la vostra, che almeno ecco, è un punto di riferimento per qualcuno, ma anche per voi non è facile, molti di voi girano con la scorta, cioè in questo paese vediamo cosa succede se riesci solo a toccare leggermente gli interessi o il business di qualcuno. Prego, Fop. Beh sì, Libera, voi sapete, è un'associazione di associazioni, sono più di 1500, è una rete di associazioni ed è proprio questo che fa la differenza, bisogna cercare di fare insieme, non fare separatamente, ma fare massa critica. E un'altra cosa importante è parlare dei problemi, come state facendo anche voi, perché la vostra trasmissione è importante perché arriva alla gente che alla mattina è a casa, ai pensionati, alle casalinghe, alle persone che hanno diritto e bisogno di parlare, anche come il signore che è intervenuto prima, e approfondire i temi. Dobbiamo stare attenti a non essere superficiali nelle questioni, perché quello che diceva prima l'avvocato è una cosa molto giusta. I tempi della giustizia sono lunghissimi, ma sono lunghissimi perché mancano magistrati, manca personale amministrativo all'interno dei tribunali. Faccio solo un esempio, il Tribunale di Belluno è sotto organico del 50%, ma in tutti i tribunali c'è questa problematica. Don Luigi Ciotti è intervenuto e sta intervenendo in maniera forte, libera tutti noi, proprio per dire: guardate che il problema è la riforma della giustizia, non la riforma della magistratura, non la separazione delle carriere, perché le funzioni dei magistrati sono già separate di fatto proprio con la legge Cartabia. Il problema è fare degli investimenti e la responsabilità è del Ministro della Giustizia, sostanzialmente, di chi decide come il nostro bilancio deve essere impiegato. È chiaro che se noi spendiamo 14 miliardi per il ponte di Messina, poi ce ne rimangono pochi per fare altre cose che riguardano la giustizia o il welfare, come si dice, sociale. Per cui è necessario impegnarsi da questo punto di vista. Libera si è schierata in maniera molto forte per il no al referendum e stiamo facendo incontri con magistrati, giudici, professori universitari in tutto il Veneto, perché si è costituito un comitato anche veneto e siamo convinti di questo. E il problema poi è un altro anche, c'è il problema anche ad esempio delle poche forze che riguardano la polizia, gli organi investigativi, le norme che vengono proposte e approvate con decreti legge che inaspriscono determinate leggi, però non c'è personale che poi dopo le applichi. Per cui c'è una grande, secondo me, e lo diceva giusto l'ascoltatore che è intervenuto prima, i politici adesso, secondo il mio punto di vista, molti, non si può mai generalizzare, dobbiamo sempre distinguere per non confondere, dice Don Luigi Ciotti, ma sembra abbiano perso il senso del rapporto con la comunità, con i cittadini e vadano avanti con riforme che sono demagogiche più che altro, solamente per riuscire a catturare il consenso, ma non sulla base di leggi di sostanza,
ma su fumo che viene gettato in faccia alle persone. Questo è il grosso problema. Quindi organici, aumentare gli organici, investire, ma ci sono delle indagini, avete visto recentemente anche la trasmissione Presa Diretta che ha parlato di questo tema dei tribunali, ce ne sono alcuni che sono devastati, non hanno neanche le scrivanie, faccio per dire, no? Per cui bisogna fare investimenti. È chiaro che se i processi, soprattutto quelli civili, si allungano troppo a dismisura, soprattutto ad esempio, faccio un esempio banale, per il recupero dei crediti, il rischio è che le mafie si inseriscano in questo business e facciano il recupero crediti a modo loro. Per cui poi queste persone che si rivolgono ai servizi, si diceva prima, no? Mafiosi, rischiano di rimanere all'interno della rete e non riescono più ad uscire. Quello che intanto volevo anche dire, lei mi ha dato la FOP per salutare i siciliani, specialmente a Catania, che ieri è stato il terremoto. Ecco, sono dei segnali importanti. A proposito del ponte di Messina, FOP, ecco, sono dei segnali che qualcuno dovrebbe ascoltare, capire. Siamo un paese fragilissimo, bellissimo, ma fragilissimo, non si è investito abbastanza, specialmente nelle infrastrutture che servivano, penso nelle ferrovie, io ad esempio, ecco, penso nei porti, siamo circondati dall'acqua e continuiamo a fare la terza, quarta corsia perché dobbiamo copiare sempre dall'America, ma l'America è un paese sconfinato, noi siamo piccoli, stretti, lunghi e fragili, perciò non riesco a capire se qualcuno riesce a capire dove viviamo. L'Italia è l'Italia, bellissima, invidiata nel mondo, però fragilissima, ma di investimenti per quello che riguarda anche queste infrastrutture che sarebbero anche fondamentali, ecco, non se ne parla, si parla sempre di cemento, perché là è il business, basta vedere FOP anche quei fondi del PNRR, erano stati destinati al terzo settore, avvocato, e dove sono andati a finire? Nel cemento, nelle case di comunità, ma sono vuote. Sono cattedrali vuote perché non abbiamo persone e professionisti da mettere all'interno, capite? Però in quel momento io realizzo subito, faccio vedere che ho speso i soldi, presento i progetti facilissimi perché in 3 giorni costruiscono ormai un palazzo. Avvocato capisce che siamo lontani 1000 miglia da, come diceva giustamente FOP, da quella che è la nostra realtà, il nostro veramente mondo artigianale. L'Italia era fatta di artigiani, di commercianti, di piccoli industriali, avevano, specialmente in nord-est, FOP, eravamo la locomotiva d'Italia perché si lavorava 24 ore su 24, questa è la realtà. Gli imprenditori, quelli seri, si sono tolti la vita quando hanno capito che non riuscivano più a resistere, a stare in piedi, perché bussavano e nessuno apriva, FOP. Qualcuno alla politica dovrebbe ricordare questa storia come mamma Teresa, io gli ricordo queste storie, questi morti, però si guarda da un'altra parte, sa perché FOP? E lo dico anche all'avvocato Suine che poi voglio sentire, perché noi siamo fatti così. Noi ci giriamo dall'altra parte, abbiamo paura, sempre paura. Qui nel Veneto, FOP, ancora, quando anche telefono a Mirella, chiedono scusa se ho chiamato, scusa se ho parlato, perché siamo brava gente che ha sempre lavorato, forse anche sbagliando, non lo so, ma abbiamo prodotto, eravamo produttivi. Hanno tagliato tutto perché largo alle multinazionali, largo a quelli che non pagavano le tasse, hanno iniziato a pagarle l'altro giorno, nel silenzio totale di chi doveva intervenire. Hanno dislocato, hanno dato anche soldi per mandare fuori le aziende. Allora, avvocato Suine, c'è qualcosa che non torna, perché poi le conseguenze le paghiamo tutti noi, i giovani che vanno via perché non trovano rispetto anche per lo studio che hanno fatto, il lavoro che viene offerto. Prego. Guarda Mirella, hai toccato tantissimi temi tutti assieme in un unico discorso, perché i giovani che vanno via lo sappiamo e dovremmo chiederci perché vanno via, che cosa non trovano qui che trovano all'estero, perché la domanda è quella. Poi se fossimo in grado di fornire loro le stesse possibilità nessuno andrebbe via, perché l'Italia è bellissima, qui si sta bene e la qualità della nostra vita comunque
io non la sostituirei con nessun paese del nord Europa, faccio un esempio, però vanno tutti a cercare lì quello che non trovano qui. Allora la domanda è: che cosa manca qui o che cosa non siamo capaci di dare qui per tenerci i nostri giovani, per tenerci forze di lavoro buone. Le aziende uguale, hai toccato anche qui un argomento fortissimo, mi ricollego anche a quello che diceva il vostro ospite Fopp. È vero, la giustizia è bloccata sostanzialmente dalle carenze del personale, anche il Tribunale di Treviso ha grosse carenze nelle cancellerie, nel corpo dei magistrati, dei giudici, e questo chiaramente non aiuta. Ma dov'è il problema? Sono sempre i fondi, sono sempre i soldi. C'è stato il PNRR, anche in tribunale si è visto che c'è stato, sono stati assunti un buon numero di collaboratori, l'ufficio del processo, quindi giovani e comunque o meno giovani ma esperti con esperienza, anche ex avvocati che sono entrati all'interno delle cancellerie dei tribunali e che svolgono questo importante ruolo di ausilio alla magistratura e alle cancellerie per cercare di snellire. Ma sono entrati come? Sono entrati con un contratto, mi pare, di 2 anni e mezzo, e poi attendono di capire se verranno stabilizzati, se verranno rimandati a casa, cioè dov'è anche per loro una giustizia e una certezza. Uno si impegna in un lavoro se sa di avere uno sviluppo nel tempo. Tutte queste cose a tampone, a mettere una pezza, non portano un risultato oggettivo nel lungo periodo, portano magari che adesso per 2 o 3 anni, perché abbiamo i fondi, snelliamo, ma poi quando saranno finiti i fondi come ci gestiamo, come la mettiamo, chi metterà i fondi che mancano? Ed è qui che ritorniamo al discorso della politica e quindi di come si decide di investire i soldi che abbiamo, pochi o tanti che siano, e di quali priorità si danno. Credo che la giustizia, ma la sanità tanto quanto, siano delle priorità che dovremmo tenere sempre in considerazione. E poi, come dici, la tutela del patrimonio, perché abbiamo comunque, lo vediamo da mesi ormai, situazioni che si aprono un po' in tutta Italia di grave fragilità del territorio, e lì poi si dice: perché non si è fatto niente prima? Dove sono andati i fondi che dovevano essere utilizzati per quello? E allora giustamente le persone si fanno tante domande e si danno le risposte del tuo ospite telefonico di prima, ma di tantissimi altri. Allora lì sopraggiunge questo scoraggiamento di cui parliamo dall'inizio, cioè non trovi e non vedi una soluzione, e quindi se puoi ti sposti e te ne vai, e se no siamo fatti così. E se no convivi col sistema. Quello purtroppo è. Fopp, sentiamo come commenta. Prego, Fopp. Condivido al 100% quello che ha detto l'avvocato. Ecco, l'unica cosa che vorrei aggiungere, soprattutto per la parte finale, è che non dobbiamo scoraggiarci. Non abbiamo la possibilità di scoraggiarci, e uno dei problemi è proprio questa tendenza che ultimamente abbiamo ad isolarci e a non come dicevo prima, a cercare di capire, approfondire un po' i temi, soprattutto non diventare preda delle famose fake news, dei messaggi che transitano purtroppo sui social e tendono proprio ad arte a condizionare le persone che hanno meno strumenti, per cui diciamo è complesso questo momento. Noi ad esempio, parlando di Libera, il 21 marzo, lo sapete, facciamo la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafie. Quest'anno sarà a Torino, l'anno scorso è stata a Trapani, 2 anni fa a Roma, e di solito partecipano 70.000, 80.000 persone, ci sono varie attività che facciamo. Quest'anno il tema è fame di verità e giustizia, rigenerare legami per costruire futuro. Il tema è proprio questo, non dobbiamo scoraggiarci, anche se è difficile. Oltre alla giustizia, alla sanità, io inserirei a pieno titolo dentro questa necessità di investimenti e di maggiori investimenti fuori dalla demagogia anche la scuola, tutti i soggetti, gli enti formatori
perché è da qui che poi nascono le idee e anche, si spera, i nuovi legami. Noi sappiamo che si parlava prima di giovani, giustamente Mirella dicevi, che sono fragili, in questo momento soffrono di una grande fragilità, questo lo stiamo verificando noi come Libera anche, e infatti stiamo cercando di proporre delle iniziative. Recentemente abbiamo fatto un convegno a Torino di 3 giorni e il tema era comunità che educa comunità, cioè dal basso, cercare di costruire questi legami per arrivare a superare queste fragilità. E soprattutto c'è un problema importante, che è il problema nostro, è quello della denatalità, dei giovani che sono sempre di meno, degli anziani che sono sempre di più, ma anche del rapporto tra i giovani e gli anziani. Gli anziani, intanto, secondo il mio punto di vista, io ho fatto l'insegnante per tanti anni, non devono vedere nei giovani un problema o una minaccia, perché purtroppo la propaganda che per le televisioni, per i giornali si fa, mette in evidenza i fatti singoli di cronaca, ma in realtà ci sono migliaia e migliaia di giovani che sono straordinari e sono una forza, e non sono il futuro, sono il presente, perché quando si dice ma voi siete il futuro no, voi siete il presente, per cui noi dobbiamo insieme a voi, insieme a tutte le fasce di età, costruire legami sempre però non su temi etici, su temi morali, su un impegno che sia onesto a vantaggio di tutta la comunità. Ecco, questo è un problema importante. Certo, si fa fatica perché il momento è difficile, ma meno ci interessiamo della cosa pubblica, meno ci informiamo e più situazioni drammatiche come quelle che stanno succedendo al mondo e più personaggi pericolosi come quelli che stiamo vedendo, che ricoprono incarichi purtroppo non si sa come siano arrivati a ricoprirli, di importanza internazionale, politici, ci saranno, perché il problema è questo. Non possiamo, le democrazie ci obbligano, la nostra Costituzione che nasce dalla lotta contro il fascismo, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, dai 60 milioni di morti che ci sono stati in Europa, ci obbliga alla partecipazione, non c'è niente da fare. Se noi non partecipiamo, se ci ritiriamo, se poi gli spazi vengono occupati comunque da personaggi, non occorre che faccia nomi e riferimenti, neanche necessariamente che riguardano il nostro Stato, ma sicuramente che riguarda purtroppo lo Stato di riferimento che c'è sempre stato, che era un esempio di democrazia. Rischiamo di arrivare in quelle situazioni. Allora, professore, la chiamo adesso professore. Vede qual è il problema, a mio avviso? Ne parlo tutte le mattine perché mi piace confrontarmi con i miei ospiti. Questi giovani che noi abbiamo stanno volando rispetto alla popolazione diversamente giovane. Sanno adoperare questi nuovi strumenti che hanno dato a loro, anche l'intelligenza artificiale, vanno a scuola con i compiti fatti con l'intelligenza artificiale. Il problema è che non li coinvolgiamo. Allora, io penso siano 3 anni che dico che darai il voto ai 17enni. Come gli diamo il patentino e li mettiamo nella strada, allora là va bene, possiamo anche capire da che parte vogliono stare. E quando mi dicono non sono preparati, ecco, non sanno, io mi arrabbio, professore, ma dico perché il 60enne, il 40enne è preparato? No, che me lo spieghino cosa vuol dire essere preparati nel 2026 per andare a votare. Mentre invece quello che io vedo giovani che si battono per l'ambiente, per l'inquinamento, per dei valori importanti, che si battono anche per quei diversamente giovani che sono a casa e li criticano. Sono loro che scendono nelle piazze, sono loro, non sono i diversamente giovani, sono loro perché hanno capito l'importanza della vita,
l'importanza del loro futuro e stanno vivendo un presente che non va bene. Loro vogliono lavorare, ma vogliono anche vivere. Non possiamo più guardare indietro e dire una volta noi a 10 anni eravamo al lavoro. Non è più così, è un ragazzo diverso, un ragazzo colto che vuole essere intrigato e invece sempre lezioncine, prof anche a scuola. Loro devono ascoltare sempre, devono capire gli altri, quelli grandi che danno le lezioni. No, prof, anche no, Cominciamo invece noi a sederci dall'altra parte e sentire cosa ci vogliono dire, quali sono i problemi che hanno. Non parlano, per forza non parlano. Fino adesso qualcuno li ha ascoltati o devo essere fortunato, prof, di avere il professore FOP, quella scuola, quell'insegnante? No, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, crescere nella maniera più giusta e corretta, con professionisti, con persone preparate, con quello che mi serve, perché è una piantina che cresce, se cresce male, poi ne paga le conseguenze tutta la comunità. Avvocato. Allora, la questione del coinvolgimento secondo me è la chiave per i giovani ma anche per i meno giovani, e le associazioni questo mirano a fare, cioè portare e dare un servizio a chi magari di suo non andrebbe dall'avvocato a informarsi o non ne ha le possibilità o non ci andrebbe. Le associazioni fanno questo e per questo devono essere fatte conoscere e quindi portare l'esperienza che abbiamo e metterci anche a disposizione delle persone perché si informino, giovani, vecchi che siano, si informino, si facciano un'idea, escano da una sorta di isolamento che magari attualmente ci porta tutti ad essere, e conoscano effettivamente i problemi per poterli poi affrontare. Quindi la rete, le associazioni, anche questa trasmissione, cioè porti un messaggio positivo, perché è vero che non ci dobbiamo sedere sui nostri problemi e non tentare di trovare una soluzione, ma anzi dobbiamo conoscere i problemi per poterli affrontare. I giovani, io mi trovo in perfetto accordo, sono quelli che oggi hanno più voglia di combattere probabilmente, ma devono essere coinvolti e devono essere ascoltati, perché questo è vero. Molto spesso noto che un po' di chiusura dei giovani è perché non trovano uno spazio. Se noi guardiamo le semplici trasmissioni, la televisione, sono sempre gli adulti, i più anziani, il capello bianco, al quale è data maggiore riconoscimento. I giovani non trovano tanto spazio e questo non è giusto, perché invece da dire ne hanno. Io sono convinta che da dire ne abbiano. Sono molto preparati. Bisogna consentirgli di farlo, e quindi sicuramente mi trovo in accordo. Daniele da Verona, vai Daniele. Sì, salve, buongiorno, Daniele da Verona, buongiorno a tutti. Niente, a riguardo volevo dire un mio pensiero. Allora, i giovani, d'accordo, intelligenza artificiale, sanno fare ausili, tutto quanto che conosciamo, bene, però secondo me a questo mondo qua ai giovani gli manca anche non solo l'insegnamento, che è importante, ma soprattutto l'addestramento. Mi spiego meglio, l'addestramento alla vita, in qualsiasi situazione, bella o brutta che sia. Visti i tempi che stanno correndo, bisogna far capire che il mondo non è solo istruzione, ausili, computer, ma bensì, come vediamo in questi giorni qua, con le guerre che aumentano, con i disagi che aumentano, c'è l'addestramento alla vita. E quello è un fondamento che è stato perso, che non viene più insegnato, invece una volta veniva insegnato. Grazie, buona giornata. Grazie a te Daniele, adesso devo andare assolutamente in pubblicità e poi andiamo da Pier Mario Fop, referente regionale Libera. Allora sentiamo come commenta quello che si è detto Pier Mario Fop. Professore, come commenta quello che abbiamo detto, i ragazzi, i meno giovani, la rabbia, la società, la politica, le mafie, le imprese? No, perché questi ragazzi sentono, non sono sordi e guardano anche molto bene forse. Prego.
Il signore che è intervenuto prima ha detto una cosa giusta, magari non ha usato la parola corretta, che è addestrare, ma io direi di formare, informare. Le scuole, ma anche le altre agenzie di formazione che ci sono nei territori, comuni, tanti comuni hanno degli educatori che fanno delle attività al pomeriggio per aiutare i ragazzi, magari quelli più in difficoltà, ma tutti, perché nessuno è da ghettizzare, hanno bisogno di sentir parlare di fatti concreti, di cose che succedono, di approfondire le questioni. Quindi un errore che si può fare, che si fa tante volte nelle scuole, è fare istruzione e non educazione. Le due cose vanno insieme, non è sufficiente parlare di italiano, matematica, fisica, scienze in modo asettico. È necessario, soprattutto per quelle materie che si prestano di più, approfondire temi di attualità, perché i ragazzi hanno bisogno di non cadere preda di luoghi comuni, ma di avere una guida che li aiuti ad approfondire quello che sta succedendo, perché è difficile per tutti e ancora di più per ragazzi che sono in formazione, e questo è importante, e soprattutto avere contatti con l'esterno, con la società civile. Le scuole, queste agenzie educative non devono essere chiuse, devono coinvolgere il più possibile tutti per avere una visione anche diciamo generale. E qui si inserisce il problema che vi dicevo prima delle comunità che educano le comunità. Secondo noi è necessario continuare a fare un'azione forte di formazione, perché molte persone che vivono questi ruoli importanti di formatori all'interno delle scuole e anche altre agenzie educative hanno bisogno di formazione, anche di supporto, perché noi come Libera ad esempio andiamo spesso, molto spesso, tutte le settimane di fatto nelle scuole a parlare di mafia, a parlare di legalità, ci invitano e incontriamo insegnanti che hanno bisogno di essere supportati perché sono un po' in difficoltà, perché la prima cosa che dicono è: guarda che questa è una classe un po' turbolenta, ci sono dei casi un po' difficili un po' dappertutto, ed è così, ma è la normalità questa. Poi ci capita di andare a parlare e dialogare con loro e sono dei ragazzi straordinari. Il problema è, noi stiamo dicendo, capovolgere, come è stato detto anche prima, un po' l'approccio. Non è più l'insegnante o l'educatore che parla ex cattedra e impone il proprio punto di vista a tutti i costi ai ragazzi con note su note. No, bisogna dialogare con i ragazzi, creare un rapporto e anche andare incontro alle loro richieste, e questo è molto importante. E poi l'altra cosa importante è l'esempio. L'esempio che noi adulti siamo in grado di dare a tutti i livelli e in tutte le situazioni. I ragazzi osservano, imparano e molte volte purtroppo ci sono delle difficoltà. Allora qui allarghiamo ancora di più il tema che avevamo affrontato prima e entriamo nel campo dei servizi sociali e degli investimenti che si devono fare per i servizi sociali, perché tante situazioni pesanti, tante situazioni che poi arrivano purtroppo anche a situazioni drammatiche, sono causate dalle difficoltà a monte, ma di tanti anni, di famiglie disgregate, di famiglie povere, di famiglie marginate, di famiglie deprivate, si dice culturalmente, che non riescono a capire le problematiche dei figli. Cioè, qui entriamo in un campo sterminato che però ha bisogno anche qui di attenzione e ha bisogno di finanziamenti, e ritorniamo all'esempio del ponte di Messina.
Molto chiaro. Vede professore, io ieri ero al Banco Solidale al pomeriggio, dove arrivano queste famiglie che sono persone per bene, che hanno perso il lavoro, cioè non sono barboni. Chiaro, io lo dico sempre, tanto per far capire com'è la situazione, e 6 milioni di poveri in Italia dovrebbero far riflettere, forse aumenteremo anche. E vedevo questi ragazzi che accompagnavano queste mamme, perché noi diamo una bella borsa, i vestiti, tutto quello che serve, gratuitamente naturalmente, tristi, ma di una tristezza infinita, professore, lo dico anche all'avvocato, e anche con vergogna, perché arrivare con la mamma al banco alimentare a prendere la borsa è una fatica enorme per loro. Voi non avete idea quanta perché sono umiliati. E per fortuna che siamo in un ente pubblico alla fine della provincia, dove nessuno vede poi alla fine, però solo loro partire da casa e venire è traumatico, io lo capisco. Allora, con l'aiuto dei volontari che sono bravissimi, facciamo l'accoglienza e la prima cosa andiamo dai ragazzi. Allora chiediamo loro: come stai? Dai, vieni anche tu a fare la borsa per la mamma, che magari vuoi mangiare qualcosa che la mamma magari non ti prende, dai, vieni con me. Oppure dai che andiamo a vedere se è arrivato qualcosa che ti interessa. E alla fine, parlando come dice lei, capiscono l'importanza del banco alimentare, che non è una vergogna, ma è un supporto, un aiuto, perché in quel momento la famiglia è in difficoltà, ma bisogna spiegarglielo. Ma come faccio io ad andare in una scuola, professore, me lo dica lei, parlare di disabilità? Io odio sta parola, li chiamo diversamente agili, perché per me si muovono solo in maniera diversa, ma sono straordinari. Adesso faremo anche una mostra fotografica bellissima con loro e i loro genitori. E chiedere su un liceo cosa sono i CEOD? Silenzio assoluto. Non lo sanno. Guardo il professore e dico: professore, spieghi lei per cortesia cos'è un CEOD? Non lo so neanche io, ha detto. Cioè, capisce, professore, che questi ragazzi che ascoltano, io non mi sono seduta nella cattedra, non me ne fregava niente, mi sono seduta in mezzo a loro, ma ho già capito che loro erano lontani 1000 miglia, c'era quello che ti ascoltava, quello che ti guardava, ma chissà dov'era con la testa. Cioè, è inutile che vengono a raccontare alla Mirella la storiella, sono tutti bravi, ascoltano. Non è vero. Questi ragazzi devono essere intrigati, devono fare protagonisti, anche sbagliando, devono sbagliare per imparare, devono fare, le abbiamo fatte tutte, loro hanno altri mezzi adesso, ancora più pericolosi. Ma chi è che glieli ha messi in mano questi mezzi? Chi è che glieli ha dati? Diciamo chi glieli ha dati. Gli esempi che hanno. Io vorrei votare ma non posso. E non posso perché non ho 18 anni e non posso dire, però manifesto. No, non puoi neanche manifestare, perché bisogna vedere come la pensa il governo, parliamo in generale naturalmente, perché se lei mi spara addosso se non vado avanti. Capisce, professore, quando io li ascolto mi dicono vorrei una scuola diversa. Come una scuola? Sì, una scuola che mi intrigasse di più, ma lo dicono. Ma come? Io vado a fare dei servizi, professore, e nei laboratori trovo magazzini? Ma come? Cosa è successo? I laboratori sono diventati magazzini? Allora vuol dire che, come dice lei e come dice anche lei, non li abbiamo ascoltati? Perché loro sono chiari. Guardate come funziona la robotica, ad esempio. Guardate loro con la robotica, perché adesso le scuole professionali hanno dei numeri incredibili, non ce l'aspettavamo. Ma come non ve l'aspettavate? Ma cosa state dicendo? Avvocato, forse lei ha 2 figli, cioè forse non li ascoltiamo, ma come no? Non avevi capito che le scuole professionali, se li intrighi, loro ci sono e vogliono creare, perché sono anche dei creativi poi oltretutto. No, perché gli esempi negativi sono quelli che non hanno voglia di fare niente, che non vogliono lavorare il sabato e la domenica, che sono dei mammoni. Questo è quello che passa. Allora si chiudono e dico: ma sì, pensala come vuoi, io mi chiudo, prego. Purtroppo sì, la cronaca ci fa passare una generazione che non è quella reale. Si continua costantemente a parlare di baby gang, di ragazzi che non Maranza, hanno chissà sto nome da dove chi l'ha tirato ragazzi che fuori. non hanno voglia, ragazzi che non hanno stimoli,
Invece ovviamente quelli sono la punta che forse fa la notizia, ma sotto veramente c'è tanto di buono e ci sarebbe tanto su cui lavorare. Il problema delle scuole, io non sono competente, forse sicuramente il professore più di me, però torniamo sempre al discorso iniziale: se non ci sono i fondi, con cosa li facciamo i laboratori, con cosa li assumiamo professori in più per dare magari delle ore aggiuntive, per fare dei laboratori pomeridiani, per coinvolgerli, perché in qualsiasi scuola, se proponi un laboratorio pomeridiano e chiedi un contributo alle famiglie, le famiglie molte devono rinunciare perché non possono mettere il contributo. Però se tu lo proponi gratuitamente, i laboratori funzionano. I ragazzi partecipano e quello è concreto, quello dà qualcosa in più ai ragazzi che possono poi sentirsi anche parte. Nei vari ambiti scolastici che ho visto fino ad oggi così funziona, perché è vero, la lezione frontale magari non appassiona più tutti, in una classe non tutti sono appassionati, però se gli dai lo strumento, se gli offri l'alternativa o il laboratorio specifico, quelli sono partecipati, ma anche lì bisogna avere i fondi e torniamo purtroppo sempre nello stesso argomento. Sì. Un'altra cosa, avvocato Suine, anche per tornare al tema di cui si occupa lei, anche questi affitti, anche su queste università, questi ragazzi, una stanza 500 euro, cioè, ma qua in Italia ognuno fa quello che vuole, cioè io ho un appartamento, lo divido e metto che prezzi voglio, qual è il problema? Cioè, non le sembra che purtroppo dobbiamo forse rallentare, capire veramente anche noi di fare qualcosa? Ma perché chiedi affitti così alti su una, sai che ci va un ragazzo? O ad esempio anche, come diceva prima il professore, coinvolgere anche i diversamente giovani, ospitare questi ragazzi, sono soli a casa. Perché dove è successo, perché succede anche in Italia in certe zone, sono questi diversamente giovani che anzi dicono: mamma mia, che felice sono, mi insegna tante cose. Ma perché si deve avere, ecco, la paura? Io ho parlato con alcuni figli, no, mia mamma assolutamente no, cioè la paura del ragazzo, del diverso, del giovane, perché è questo che sta saltando fuori. Io non convivo con nessuno, non faccio pagare l'affitto a nessuno perché ho paura, ma neanche i genitori, i nonni, i figli sono, il dramma sono i figli, poi il genitore viene picchiato, truffato perché sono a casa, loro sono al lavoro, però guai mettere in casa un giovane perché ho paura, è vero o non è vero? Allora, forse manca, ed è quello un po' il ruolo anche delle nostre associazioni, una reale informazione su quello che sono il mercato delle locazioni, su quello che può essere le varie formule abitative, e per questo appunto parlavo di rete, perché la nostra associazione UPPI, assieme a tutte le associazioni di Treviso con le quali collaboriamo strettamente, sia per la parte degli inquilini che per la parte dei proprietari, proprio per fare una rete, e spesso anche in collaborazione con il comune, cioè per dare una risposta effettiva. Però devi essere riconosciuto, essere conosciuto, e le persone sanno che si possono affidare, perché solo con una informazione completa possono fare questo tipo di scelte. Avvocato, la fermo un secondo, se non mi cade la linea. Abbiamo Aldo da San Martino di Lupari, poi continuiamo. Vai Aldo. Ciao carissima Mirella, ti estrapolo qualche minuto del tuo tempo interessante. Tempo fa mi avevi detto che ti facessi sapere come andava a finire la situazione delle galline del mio pollaio. In quel giorno avevi il presidente della VEPA per le mani, dove che lui diceva che non c'erano i moduli. Bene, io piano piano sono riuscito a fare accettare la domanda. Poco tempo dopo me l'hanno dimezzata, sempre raccomandata. Poco tempo dopo mi hanno detto che mi davano il 15% sul totale perché c'è troppi danni. Allora la mia risposta: li ho mandati a fare in culo tutti quanti, e le ho detto che non mi danno la miseria, che non ho bisogno della carità e che non si permettono di mettere in banca un centesimo. Scusami se vado fuori dall'articolo, ma ti chiederò una roba. Oltre a questo, la risposta è stata una delusione. Ma ti voglio chiedere, visto che hai un avvocato lì, perché
Perché non si combatte il reato del sommerso che c'è in questo paese? Se può rispondere di quest'avvocato, perché così Aldo Zanin pagherebbe meno i balzelli ogni anno. Ormai mi hanno spogliato e tutto questo sommerso, tutta la massa di marmaglia che amministra, quando è che decidono, invece di buttare via soldi invanamente, di creare un censimento per far saltare fuori il ragno dal buco? Ciao, e scusami del mio temperamentismo, caro. Vai tranquillo, caro Aldo, vai tranquillo. Poi ti chiamo, sai Aldo, lascia il numero che voglio ben capire questa storia che avevi iniziato con un'altra telefonata. Vedi, avvocato, questi sono i nostri diversamente giovani che hanno ancora la voglia di vivere, di combattere, di dire quello che pensano. Sente, professore Fop, che persone chiamano a Sveglia Veneti? Questi sono i nostri diversamente giovani. Ma come? Io ci sono ancora, voglio delle risposte, voglio capire cosa sta succedendo. No, ti voglio bene, Aldo. Prego. Beh, e lui, fra l'altro, con la sua esperienza ci fa capire che lui invece si è informato, si è mosso, ha chiesto sicuramente a qualcuno aiuto per presentare la sua domanda, ottenere la sua risposta che non gli è piaciuta e che adesso lui contesta. Quindi questa è la prova che se non resti isolato a pensare che tanto è così e così deve andare, ma ti informi, partecipi, chiedi qualcosa, magari non sempre quello che volevi, ma qualcosa ottieni, e questo è l'esempio più chiaro. Il sommerso, caro Aldo, ha toccato un argomento difficilissimo. Le locazioni sono uno dei primi esempi, con l'introduzione dei contratti con la cedolare secca, contratti concordati. Qualcosina si sta facendo e tanto si è fatto, perché adesso molto è già emerso. Sicuramente c'è ancora tanto di sommerso, però creare delle regole chiare, delle forme contrattuali certe, una tassazione giusta incentiva anche a fare le cose fatte bene, e anche lì le devi conoscere. Le associazioni servono a quello, perché ti insegnano e ti portano a stipulare contratti giusti, contratti corretti, che nessuno ti potrà mai obiettare, a pagare le tasse nella maniera giusta e ad avere una garanzia preventiva che ti consenta di non dover arrivare poi in tribunale in tempi abbastanza veloci. E questo è proprio il lavoro che fanno le associazioni, quindi per questo dico importantissimo non fare da soli, non pensare di far da soli, ma rivolgersi, chiedere, e tanto chiedere non costa, e non mollare. Non mollare, certo. Vedi Aldo, tu fai come ha fatto la nostra Nadia, un'altra guerriera che non riusciva ad avere l'accompagnatoria, lei malata oncologica, marito con demenza senile che va seguito 24 ore su 24, però alla fine c'è riuscita, e chiamava Sveglia Veneti e veniva e diceva mi hanno mandato indietro, e raccontava tutte le mattine, tutti i giorni, lei chiamava, andava, bussava, finalmente è arrivata questa. Vedi che non bisogna mollare, perché prima o dopo la verità viene a galla, certo. E se qualcuno ha sbagliato deve pagare. Allora, professore Fop, come ci saluta, come vuole salutare Aldo, l'avvocato Suine, la Mirella, i nostri telespettatori e telespettatrici, prego. Ma intanto vi ringrazio di nuovo per la possibilità che ci avete dato di parlare in questa trasmissione. Ringrazio gli ospiti che sono intervenuti, che hanno portato un tono di vivacità alla trasmissione, che è importante, e auguro a tutti di essere partecipativi, di non avvilirsi, di reagire, come diceva adesso lei, e diventare protagonisti nei mondi che vivono, e fare rete, stare insieme e lavorare insieme. Professore, ricordiamo la data di questa cosa che fate, che l'ha accennata all'inizio della trasmissione? È il 21 questa è a Torino, però, sì, è il 21 marzo a Torino, la giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia, che sono più di 1100. Mamma mia.
Pensate che numeri ha detto il professore Fal. Professore, grazie veramente, grazie, mi saluti tanto Don Ciotti, veramente questo paladino della giustizia, della trasparenza, che gira con la scorta, tanto per ricordarlo a qualcuno, come Liliana Segre, e le persone per bene devono girare con la scorta in Italia. Avete capito come funziona? Però veramente io direi anche che tutti quanti dobbiamo fare rete, veramente, tutti quanti mettere la famosa goccia. Ecco, e tante gocce riescono veramente a fare qualcosa di buono. Il problema è, sa cos'è, professore, che sentendo anche l'ultima novità che vogliono togliere le preferenze, capisce bene che se ci tolgono anche questa arma che abbiamo per combattere, non si sa come finiremo, perché è un'arma importante. Sì, tutti dicevano di cambiare la legge elettorale, ma se la cambiano e ci tolgono anche la preferenza, a questo punto io veramente guardo per aria e dico San Francesco, San Pietro e tutti i santi, cercate di aiutarci, perché veramente non ne possiamo più. Grazie professore, grazie. Io spero che invece la nostra avvocata si fermi ancora un quarto d'ora, perché è una persona che mi piacerebbe farle conoscere. Parleremo di turismo, ecco, di costi, ecco, di queste strutture, perciò se avvocato riesce a fermarsi la ringrazio molto, e allora andiamo in pubblicità. Allora vi presento subito i graditi ospiti. Abbiamo Ondina Giacomin, presidente ABBAV. Vediamo se c'è, eccola qua la nostra Ondina Giacomin, associazione Bed and Breakfast, affitta camere del Veneto. È rimasta con noi anche l'avvocato Suine, che è vicepresidente UPI, Unione Piccoli Proprietari Immobiliari. Ecco, ho voluto che lei la conoscesse, Ondina Giacomin, per capire cosa sta succedendo, i negozi che stanno diventando Bed and Breakfast, ecco, gli albergatori che non riescono più a capire cosa sta succedendo, proprietari lo stesso. Prego Ondina. Buongiorno Mirella, grazie per l'invito, sempre gradito. Noi come associazione devo dire che collaboriamo con l'UPP di Mestre, col dottor Lastrucci e con la Consuelo, che invece è distaccata a Jesolo, per cui voglio dire conosciamo benissimo qual è il lavoro importante dell'Unione Piccoli Proprietari. Diciamo che il fenomeno della locazione turistica c'è ormai da quasi 20 anni ed è relativamente giovane. È nato nel 1999, quando Papa Wojtyla ha detto durante il Giubileo: aprite le vostre case ai pellegrini, e da lì è nata la necessità, diciamo, di ospitare delle persone che all'epoca appunto venivano da noi in pellegrinaggio. Poi sono diventati turisti. Ricordiamoci che oggi con i viaggi low cost, sia delle navi che degli aerei, è molto più facile spostarsi sia economicamente e anche in termini di tempi, voglio dire, per tutte le persone, anche chi economicamente non è proprio così, voglio dire, in grado di avere delle cifre a disposizione molto alte. Uno oggi, se vuole andare a Londra, ci va con 20 euro, va e torna, e ci può andare anche in giornata. Ecco che qui abbiamo allora il problema inverso, che abbiamo invece, che tutti lo chiamano overturismo e pensano che la locazione turistica sia la causa dell'overturismo. Invece no, l'overturismo è quello che viene fatto dai turisti, diciamo, giornalieri, per cui che arrivano in giornata e che poi entro sera vanno via, che sono quelli che un po' stanno usando e sfruttando le nostre città d'arte, facendo sì che si pensi che invece chi crea questo disagio, soprattutto per i residenti di Verona, di Venezia, Treviso già un po' meno, siano le locazioni turistiche. Le locazioni turistiche anche, a mio avviso, anzi lo siamo per certo per degli studi fatti, non portano via assolutamente gli appartamenti ai residenti, e parlo dei centri storici. L'effetto è diverso, diciamo che ormai la gente in centro città non vuole vivere perché ha meno servizi,
e anche costi. Lei immagini vivere a Venezia, al centro storico, solo andare a fare la spesa, il disagio che lei può avere. O restaurare un immobile a Venezia vuol dire spendere più del doppio piuttosto che restaurarlo a Mestre. Poi si dice che gli affitti sono aumentati sempre per colpa delle locazioni turistiche. Diciamo che forse un minima parte può anche essere vero, ma ci dobbiamo ricordare che il 110 è quello che ha causato il costo di più del doppio per fare un restauro di un immobile. Allora, se io spendo il doppio per restaurare un immobile, lei capisce che io, per rientrare dei soldi che ho speso, in alternativa, se lo faccio per affittare, è ovvio che l'affitto aumenti. Ecco, diciamo che la locazione turistica è un mezzo per le persone per rientrare dei costi dell'IMU, dei restauri, ma soprattutto, come abbiamo detto l'altra volta, Mirella, la questione è della certezza di avere l'immobile a disposizione quando il contratto cessi, e per cui la persona che non va via, io mi devo fare uno sfratto con tutti quanti i costi dello sfratto, oppure in caso di insolvenza da parte dell'inquilino perché non può, perché magari ha perso il lavoro, per cui insomma ci sono tante cause, però queste cause non possono essere addossate al proprietario dell'immobile. Tanto che ABAV, proprio in questi giorni con le assicurazioni generali, siamo riusciti ad ottenere una polizza assicurativa, e devo dire anche molto irrisoria, dove al proprietario verrà garantito sia l'affitto dei canoni non pagati, sia il condominio appunto di canoni non pagati, e sia anche il costo legale dello sfratto. Questo dovrebbe incentivare il proprietario dell'immobile a rimettere sul mercato quegli appartamenti che comunque, anche se non fossero locazioni turistiche, non sono a disposizione dei cittadini. Molto chiara, Undina, devo andare avanti perché sennò non ce la faccio. No. Grazie, poi ritorneremo naturalmente, perché volevo salutare anche Patrizio dei TOS, CEU ITRAS, Società Benefit. Adesso vi porto in Serbia. Buongiorno professore, come sta? Bene, grazie, grazie dell'invito. Allora, spieghiamo chi è il CEU Patrizio dei TOS, prego, e di cosa si occupa. Io ho un incarico anche, diciamo, importante per quanto riguarda Confindustria. Sono il presidente di Confindustria Est Europa e seguo un po' tutti i paesi dell'Est Europa. Mentre in Italia ho un'azienda che fa pavimenti in legno, abbiamo trasformato, grazie alla volontà di mio figlio, la società da SRL a Società Benefit, quindi ITRAS oggi è Società Benefit, con un'attenzione particolare a tutto ciò che è sostenibilità e anche, diciamo, sostegno alla comunità o a chi vive intorno all'azienda, insomma. Allora, ci spiega un pochino com'è la situazione dalla sua angolazione molto importante, cosa vede, cosa sta vedendo, e soprattutto mi interessa i giovani, ecco, questi giovani che non riescono ad avere la giusta dignità, il giusto rispetto per il lavoro che fanno, per anche la creatività che hanno, forse li ascoltiamo poco. Cosa sta succedendo? Dobbiamo pure intrigarli. Lei ha detto mio figlio, ecco, mi ha fatto piacere, perché vuol dire che non c'è solo Patrizio dei TOS, ma c'è anche il figlio di Patrizio dei TOS. Ecco, come possiamo intrigarli? Cosa dobbiamo dire a quelle persone che non vogliono fare un passo a lato e dare spazio a queste creatività che abbiamo? Prego. Allora, innanzitutto io vorrei chiarire una cosa ai giovani di oggi, perché poi è un tema che si ripropone sempre, no? Io lo sentivo dire da mio papà quando diceva i giovani di oggi non sono quelli di una volta. Adesso noi diciamo ma i giovani di oggi non sono quelli di una volta, e io vorrei un po' spezzare questa lancia di polemica rispetto ai giovani, perché invece i giovani di oggi sono esattamente come i giovani di una volta, diciamo, in un mondo che è cambiato chiaramente, ma purtroppo abbiamo anche il problema che ci sono veramente meno giovani. E infatti io dico, dentro la mia azienda non c'è tanto il problema del passaggio generazionale per quanto riguarda il mio personale, tra me, mio figlio e i miei figli. Io ho 3 figli,
2 ragazze e un ragazzo, i quali sono tutti impegnati bene o male nelle aziende del gruppo, ma il problema si pone invece più nel passaggio generazionale di tutte quelle che sono le maestranze, ma non perché sono diverse da quelle di una volta. I giovani sono uguali a quelli di una volta, hanno bisogno di sognare, hanno bisogno di crescere, hanno bisogno di avere degli obiettivi, hanno bisogno di tutte queste cose come le avevamo bisogno noi quando eravamo giovani noi. Oggi più che mai io sento la mancanza di giovani, di numero dei giovani, non di giovani che hanno voglia. I giovani hanno voglia come noi, come una volta, in un mondo chiaramente che è diverso, che è molto più dinamico, perché oggi con internet si riesce ad avere tutto e purtroppo anche troppo direttamente da uno schermo magari di un telefono o da altri mezzi, mentre una volta dovevi magari viaggiare di più per conoscere più quello che succedeva nel mondo. Quindi non direi che i giovani di oggi sono esattamente come quelli di una volta, anzi direi che forse saranno anche meglio perché sono più informati e sono più svelti ad apprendere di quello che eravamo noi, proprio dati da questa tecnologia che è avanzata. Quindi non vedo il problema del giovane, io vedo il problema della mancanza di numero dei giovani. Forse sarà meglio che cominciamo a preoccuparci anche in Italia di aiutare le famiglie ad avere figli, perché se continuiamo così rimaniamo veramente una popolazione di vecchi e quello la paghiamo prima o dopo o la pagheranno i nostri figli quando arriveranno alla nostra età, perché chiaramente se continua così la popolazione cala e diventerà sempre più vecchia. Ne abbiamo proprio parlato ieri con un docente universitario proprio di demografia, di questi giovani che non li vediamo, non ci sono proprio perché la denatalità si fa sentire, perciò non è che non vogliono lavorare, non ci sono e quelli che abbiamo se ne vanno all'estero. Allora prima di commentare quello che ha detto il dottor De Tossa andiamo da Francesca da Venezia. Vai Francesca. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, bene. Bene, buongiorno. Allora, innanzitutto sono emozionata perché volevo dirvi, è da tantissimo tempo che seguo la vostra trasmissione, per cui ho appena acceso, quindi immagino che parlavate come di argomento del lavoro. Solo 2 parole. Allora, io chiamo dalla provincia di Venezia e avevo mio cugino che aveva una creatività fantastica, categoria protetta, ha avuto dei problemi, era talmente esasperato perché gli avevano promesso dopo tutti questi contratti a tempo determinato, un indeterminato, mio cugino si è tolto la vita perché era esasperato da questo mondo del lavoro, perché la gente non è aiutata, categoria protetta, e non si parlano mai di questi problemi dei giovani che non trovano lavoro. Io ho 50 anni, sono troppo giovane per andare in pensione e troppo vecchia per andare a lavorare, sono senza lavoro e del lavoro non si parla mai abbastanza. I giovani hanno una creatività e io ho solo fatto uno sbaglio nella mia vita che anch'io dovevo prendere a 20 anni, e andare all'estero, perché si parla sempre di giovani, ma la categoria, quella dei senza lavoro, va dai 35 fino ai 50 anni e oltre, perché se si guardano le domande di lavoro si chiedono anche su tanti concorsi eccetera massimo 35, massimo 40 e gli altri sono tagliati fuori. Conosco giovani che hanno 20 anni, che hanno 22 anni, che hanno 23 anni, che vorrebbero aprirsi un'attività, piena di burocrazia, questo, quell'altro, st'altro. Quindi è ora di pensare a queste cose qua. Non si fanno figli perché ovviamente il costo, cioè gli stipendi si sa quali che sono, c'è un problema di case in affitto che non se ne trovano, perché non è che tutti possono comprarsi una casa, perché non tutti possono permettersi un mutuo. Non a caso a Treviso, un poco tempo fa se non mi sbaglio, a Treviso c'è un problema di abitabilità perché non si trovano case in affitto e questo è quanto. La creatività è solo in Italia, perché voglio dire, la moda è nata a Milano, abbiamo designer, abbiamo cose, tutti italiani, e fatalità i migliori designer cosa fanno? Chi ha soldi prende e va all'estero e fanno bene, perché all'estero vengono pagati. Io ho un mio vicino di casa che qua non veniva neanche considerato, gli davano 800 euro di stage, è andato all'estero, subito assunto, dopo una settimana
ma non è che tutti i giovani hanno i soldi per andare all'estero, perché il primo mese per andare all'estero devi pagarti un affitto, mangiare e pagarti una stanza. Molto chiara. Perché questa è la realtà. Grazie, grazie veramente Francesca, sei stata chiarissima. Avvocato Suine, come commentiamo sia quello che ha detto il dottor Deitos, ma quello che ha detto anche Ondina Giacomin? È sempre questione di soldi, poi alla fine è sempre là. Sempre lì. Io mi trovo perfettamente d'accordo sul discorso giovani, sono oggi come quelli di allora, sono però più informati e hanno più strumenti e questi strumenti sono un pro e un contro, perché ce li hanno ma devono saperli usare, e per questo bisogna fare anche tanta formazione e tanta educazione, perché vediamo che spesso anche l'utilizzo degli strumenti informatici non li aiuta, e già solo questo li rende migliori, hanno degli strumenti in più, bisogna lasciargli lo spazio, bisogna lasciarli esprimere e bisognerebbe lasciarli lavorare. Ha ragione la signora di Venezia. E il mercato del lavoro, ce ne accorgiamo anche noi, ci sono richieste e domande di lavoro per 35 anni con esperienza. Ora, se hai studiato fino a 30, a 35 l'esperienza non ce l'hai, e quindi già si crea un piccolo problema tra l'incontro della domanda e dell'offerta. Giovanissimi vengono assunti, sì, perché probabilmente, sicuramente hanno degli incentivi, ci sono degli aiuti, però non hanno l'esperienza che invece è richiesta in molte domande di lavoro e per molti profili professionali. Quindi effettivamente il mercato del lavoro è un altro argomento molto molto complesso, che quindi poi, come dicevamo anche prima, spinge ad andare all'estero, eccetera. È stato toccato di nuovo il punto natalità, che lo sappiamo ormai è un trend da anni e va sempre incalando, e questo creerà problemi nei prossimi anni. Penso alle pensioni e penso a tutta una situazione, insomma, che si crea per la mancanza dei giovani. Da noi stanno chiudendo gli asili, quindi i numeri non ci sono proprio più, cioè non li vedono all'università, ma noi iniziamo a non vederli negli asili. L'asilo parrocchiale del mio quartiere ha difficoltà a fare il numero, e questo negli ultimi anni è stato sempre un crescendo. Come commento che bisogna fare delle politiche. Ad esempio, anche su quello che riguarda il vivere in città importanti come Venezia, scomodissime, bellissime ma scomodissime, con affitti o acquisti impossibili. Allora, abbiamo assistito comunque negli anni a questo passaggio, diciamo, e a questo prima il nascere e poi il consolidarsi delle locazioni brevi, delle locazioni turistiche, che in certe città effettivamente per i proprietari sono anche un'opportunità, perché posso sfruttare il mio immobile in maniera diversa, posso avere l'agilità di contratti più brevi, posso avere la disponibilità quanto prima, perché non mi devo impegnare con un contratto di locazione di lungo periodo. Adesso è normativamente disciplinata, quindi abbiamo forme contrattuali, abbiamo regole, abbiamo un sistema di controllo. Come diceva il tuo ospite telefonico di prima, è emerso quello che doveva emergere, quindi esatto, la situazione è sicuramente migliorata. Le grandi città, le città turistiche, penso a Venezia, a Firenze, effettivamente pongono un problema abitativo importante, perché non si è neanche fatto niente negli anni per rendere e mantenere queste città in modo da poter essere abitate. A Treviso il problema dei parcheggi purtroppo ce lo abbiamo, e anche Treviso vede uno spopolamento del centro storico, in parte a favore delle locazioni turistiche, perché per quanto non sia Venezia, però è comunque una città che grazie ai voli low cost, grazie alla vicinanza a Venezia, il suo sviluppo ed è anche turistico, bella, diciamo la verità, perché è bellissima, la piccola Atene è bellissima. Grazie avvocato, devo correre perché mi ha stuzzicato il dottor Deitos quando ha detto: io ho un figlio e 2 figlie. Allora, dottor Deitos, cosa dicono le sue figlie, donne, femminili, di questa situazione che viviamo? Lei sorride, mi viene da piangere, ancora nel 2026, dove la donna non percepisce lo stesso stipendio dell'uomo, dove che per emergere le sue figlie magari sono più fortunate perché hanno un'azienda solida,
però per farsi strada, le posso assicurare, io le ho ospiti, non è così semplice. Ecco, essere sempre sottovalutati, devi dare il triplo del maschio per far capire che ci sei. Sarebbe il caso, dottor Deitos, di iniziare a parlare di persone con nome e cognome, non di dividere tra sesso maschile e sesso femminile. Domenica sarà anche sta festa della donna, non so che festa che sia per noi, ancora con sta mimosa che sfiorisce il giorno stesso, neanche il fiore non hanno azzeccato, ma non importa, noi andiamo avanti. Dottor Deitos, cosa dicono le sue figlie? Beh, allora è vero comunque, diciamo che c'è anche una mentalità a livello mondiale, non a livello italiano, perché mia figlia è andata in Cina per lavoro, eccetera, e mi diceva, si confida, dice faccio tanta fatica perché non mi considerano, perché sono donna e quindi ci metto il doppio, il triplo a farmi ascoltare o a creare un rapporto di rispetto. Quindi non è un problema veramente ancestrale, purtroppo, è difficile Dopo chiaramente ci sono delle donne, io ho la fortuna di avere 2 ragazze molto intraprendenti, probabilmente anche, sai, la cosa più difficile dentro una famiglia è dare l'esempio, no? Perché se dai l'esempio ti seguono, se insegni solo senza dare l'esempio non ti seguono. E queste ragazze sono cresciute in una famiglia molto dinamica, molto attiva, e quindi anche loro sono molto attive e quindi non si arrendono facilmente, quindi sono 2 guerriere per fortuna e ne sono molto fiero. Però come dice lei, effettivamente proprio per una mentalità che sarà difficile scardinarla, e noi non ce la faremo sicuramente, parlandone fa bene, ma quanto tempo ci vorrà perché la donna riesca a sconvolgere queste mentalità, no, dottor Deitos, adesso mi tira per i capelli, dottor Deitos. Allora, intanto la ringrazio per questo tu che le viene facile con Mirella, e la prego di darmelo perché mi fa molto piacere. Però, dottor Deitos, noi abbiamo già dato, più di così non possiamo farlo, siete voi adesso, non possiamo essere noi, dottor Deitos, siete voi che dovete aprirvi, cercare di capire la persona che avessi, non parlo a lei, parlo in generale naturalmente, ecco, di aprire quando avete una persona che sa, che è preparata a lasciarla entrare in questo mondo, perché se continuiamo a mettere paletti e passare sempre il cerino, non è colpa mia, è colpa di qualcun altro, non succede solo in Italia, succede nel mondo, capisce che noi non andiamo avanti. Basta vedere in politica quante donne ci sono, quelle che ci sono non fanno neppure abbastanza, e ve lo dico io tranquillamente, tutti i giorni lo dico, che forse se si danno una svegliata sarebbe anche meglio, però capisce, dottor Deitos, che queste figure femminili giovani, molto a rischio anche perché non è più una società di una volta, dobbiamo stare attente di più, perché ormai il pericolo ce l'abbiamo dietro l'angolo, non sappiamo dove lo incontriamo, a che ora. Capisce che c'è qualcosa che non va, questi lavori anche molto usuranti, non si capisce a chi viene dato, a chi non viene dato. Ecco, io penso che la figura vostra, ecco, anche dei CEO, di queste persone che si confrontano con realtà importanti, deve emergere prima o poi, dottor Deitos. Le sue figlie glielo chiederanno alla fine, saranno loro, glielo chiederanno, dottor Deitos. Prego, poi andiamo da Ondina. Ma guardi, io ho più donne che uomini in famiglia, quindi allora sta benissimo, guardi, proprio lei è fortunato, glielo dico io, molto fortunato. Io mi ritengo un uomo fortunato. Ecco, bravo. No, però non volevo scaricare le colpe, cioè era per dare un po' uno spaccato di quello che devono affrontare e che purtroppo devono affrontare anche le mie figlie, quindi figurati, io sono veramente... sostengo anche il fatto che le donne, anzi direi che ultimamente spesso e volentieri, anzi quasi sempre, sono meglio le donne degli uomini, perché si affezionano di più al lavoro, sono più costanti, sono più, meno
mettono sulla maglietta dell'azienda più facilmente, cioè la donna si affeziona di più, quindi sfonda una porta aperta quando parla con me di parità di genere. Tant'è vero che anche in Confindustria Est Europa ho promosso diciamo una parte dell'associazione dedicata proprio alla parità di genere. La mia direttrice è una donna e devo garantirle che sicuramente nessun uomo potrebbe fare quello che fa questa donna, cioè questa è veramente votata ed è molto diciamo concreta e va sempre al punto. Sì, ma lei è una persona importante, dottor Deitos, glielo dica anche ai suoi amici, a questi imprenditori importanti, glielo dica, perché capisce che noi sentirsi dire siamo brave, io lo sento dai cardiochirurghi che dicono in sala operatoria io ho le donne che sono le più brave del mondo, a scuola è lo stesso, capisce che però vogliamo vedervi agire, dottor Deitos, lei è una persona importantissima, deve darsi una mano. Posso dire una cosa, non dovete sentirvi meno degli uomini, neanche voi, dovete essere orgogliose di essere donne anche voi, perché è vero, voi dovete essere forti e continuare ad essere così, perché se partite da deboli arrivate da deboli, se partite da forti arrivate forti. Anche voi dovete darsi una mano. Comunque dopo lasciamo perdere quello che succede, perché quello che è la violenza eccetera, quella è normale, che bisogna veramente estirparla ma dall'origine, perché sennò là bisogna cambiare veramente l'atteggiamento verso questi atteggiamenti. Allora andiamo anche da Undina Giacomì, un'altra donna, un'altra imprenditrice, una donna, una volta c'erano solo albergatori, adesso abbiamo anche albergatrici, professionisti del settore, abbiamo delle figure femminili meravigliose anche negli alberghi di Venezia, noi vediamo veramente, vero Avvocato Suine, delle figure femminili che hanno girato completamente la storia di queste meravigliose strutture che hanno avuto la fortuna anche di ereditare, ma che sanno come fare. Prego Ondina. Allora guardi Mirella, io posso confermare che per esempio l'extra alberghiero si può dire che sia in mano alle donne, ecco. Perché con questo lavoro possono tranquillamente guardarsi i figli, la famiglia e portare avanti un'attività che nel nostro caso sono delle micro attività ma che servono per integrare al reddito. Mi collego al dottor Deitos perché mia figlia, che ha fatto lo stesso percorso della sua, voglio dire, è stata in Cina un bel po', 1 anno e mezzo, lavorando per delle grandi aziende internazionali, poi è ritornata a casa, si è aperta la sua struttura ricettiva, si è fatto un mutuo di 1 milione di euro e adesso ha una struttura importante e ha anche sfornato 3 figli, di cui una fa il turismo ai diritti di Mestre con dei voti straordinari. E perché? Perché i primi 2 anni ha avuto dei grossi problemi perché non aveva trovato gli insegnanti che avevano capito qual era il suo desiderato o che cosa magari lei pensava di avere dalla scuola. Ai diritti ha trovato dei professori straordinari, a Natale è andata a New York alle Nazioni Unite, ha fatto un'esperienza straordinaria, quest'estate è andata in Irlanda, sempre pagato dalla scuola, per cui vuol dire che le scuole, se hanno dei dirigenti che capiscono qual è il loro lavoro, è stata in Irlanda, quando è tornata ha potuto fare un esame che l'ha abilitata ad avere un B2 in inglese, che vuol dire quasi madrelingua, e ieri ha preso 10 in inglese, per cui vuol dire che questi ragazzi, se trovano una spalla da parte dei professori e della scuola, riescono a tirare fuori il meglio di loro stessi. Mi ricollego alla dottoressa Suine. Allora, sono esattamente 50 anni che lo Stato non fa una legge e non mette nessun tipo di investimento sulla politica abitativa, per cui mancano le case in affitto per gli studenti a dei prezzi magari anche corretti, perché ricordiamo sempre che le famiglie oggi hanno degli stipendi che sono veramente molto bassi e si fa fatica a mantenere un figlio all'università pagandogli un affitto. Ma c'è anche da dire che questo problema non lo deve risolvere il privato, lo deve risolvere lo Stato, mettendo a disposizione per esempio tutte le case dell'ATER che sono chiuse, mettendole a disposizione dei cittadini che ne hanno bisogno.
Avvocato? Sì, ne parlavamo prima anche con l'ospite precedente, il problema degli investimenti anche per il problema della casa è fondamentale, cioè noi non possiamo lasciare tutto sulle spalle dei proprietari piccoli o grandi che siano, perché non sono loro che devono risolvere il problema. E ci chiediamo perché nessuno vuole più vivere nei centri storici. Chiediamoci cosa non è stato fatto per mantenere i centri storici in una condizione da poter essere abitati. Chiudono tutti i negozi, chiudono e spostano, delocalizzano tutti i servizi, perché anche a Treviso tutto è uscito dal centro. E alla fine la famiglia come vive in centro? Parcheggiando 1 chilometro fuori, andando a piedi, cioè, quello è un problema di un investimento che non può essere lasciato sulle spalle del proprietario, e mi trovo perfettamente in accordo. Quindi se la politica, se i comuni, se le regioni, se non fanno e non investono, e purtroppo oggi è la terza o la quarta volta che parliamo di investimenti e di denaro, se manca tutto questo tipo di investimenti, il proprietario non deve essere colpevolizzato se poi fa scelte differenti, se non affitta più, se non riesce o se non trova più chi vuole abitarlo, questo centro storico. E al dottor Dei Tos cosa vuole dire, avvocata? Esatto. Guardi, proprio ieri partecipavo ad un convegno sulla violenza di genere e si parlava di rete, si parlava di aiuto, di supporto, però il punto di partenza è stato anche un appunto su una cosa culturale, cioè questo senso della donna come leggermente ancora sottomessa, come leggermente ancora non sullo stesso piano degli uomini, in famiglia, nei rapporti che poi sfociano nelle violenze. Questo è ancora evidentissimo, cioè la forte disparità anche economica porta a far sì che le donne siano in difficoltà anche solo a denunciare, anche solo a far emergere quello che gli sta capitando, perché purtroppo trovarsi uno scalino sotto all'uomo vuol dire non avere lo strumento per difendersi. Quindi partendo da una cosa culturale, da un cambiamento culturale, e poi ancora una volta il risvolto economico, perché seppur lavorando alla pari poi lo stipendio non è alla pari, io mi ritroverò sempre uno scalino indietro. Allora, un'altra cosa, dottor Dei Tos, che veramente vorrei sentire, la ringrazio di essere qui questa mattina, il problema delle guerre. Abbiamo sentito le borse, abbiamo sentito la Spagna e l'Inghilterra che dicono no assolutamente a partecipare, a entrare in queste guerre assurde. Com'è la situazione proprio dal suo punto di vista? Perché noi vediamo qua tutti impazziti, dottor Dei Tos, è aumentato tutto, devo ancora capire cose, hanno già aumentato, ognuno fa quello che vuole, ma poi quello che veramente preoccupa è che sono le fragilità che ne pagano le conseguenze. Questo è il dramma. Prego, dottor Dei Tos. Guardi, sulle guerre ci sarebbe veramente da parlare ore. Allora, io vedo un po' la situazione anche sotto l'aspetto della mia presenza nell'Est Europa, e in Est Europa la preoccupazione è alta perché non si capisce perché tutti questi, parliamo anche di Trump, quando fa qualsiasi dichiarazione o addirittura qualsiasi azione anche nel caso dell'Iran, non pensi a cosa succede il giorno dopo. Alla fine io vorrei che tutti si ricordassero che le guerre le paghiamo tutti noi, le pagano i cittadini, perché tutti gli stati, tutti i governi eccetera continueranno a spendere soldi per armarsi, per fare le guerre, e faranno dei debiti, e questi debiti non li pagano solo con un metodo, stampando denaro. Tutti quelli che hanno risparmiato verranno depredati dal valore di quel denaro, perché sicuramente andremo incontro a un'inflazione veramente molto alta se continua questo atteggiamento, e questo mi preoccupa molto di più, perché ferma comunque l'economia e quindi diventa veramente grave la situazione se continuiamo ogni giorno ad aprire il giornale e trovare una nuova guerra. Qui nell'Est Europa abbiamo vissuto la guerra nel 92 fino al 2000, gli ultimi bombardamenti nel 99 qui in Serbia,
e quindi loro lo sanno benissimo cosa vuol dire essere in guerra e prendere le bombe e sentire, cioè sanno benissimo cosa succede, cioè si arriva veramente a delle situazioni incredibilmente difficili. Quindi io mi auguro che finiscano, però in questo momento non mi sembra che i potenti del mondo, mi riferisco a Trump, mi riferisco a Putin, mi riferisco a questi potenti, abbiano né l'interesse né la voglia di farle finire. Non vorrei che queste, al posto di fermarsi, si espandessero, perché comunque quando uno è preso per la gola non fa altro che prendere in mezzo tutti quanti, no? E quindi è facile che allarghino. Hai visto l'Iran che ha bombardato Dubai, che ha bombardato, cioè tentano di prendere in mezzo tutti gli altri in maniera di far intervenire tutti, ma questo crea veramente un problema che potrebbe dilagare. Quindi sono molto preoccupato, perché poi ho questa opportunità e questa fortuna di parlare con i presidenti dell'Est Europa, e mi rendo conto che la cosa sta diventando veramente pesante. Dopo siamo in un momento in cui la Germania economicamente è veramente in difficoltà e quindi fa delle azioni anche così subdole che non si capiscono. Per esempio in questo momento ci sono i problemi, non tutto l'Est Europa, definiamo, non tutto l'Est Europa è dentro nell'Europa politica, è dentro nell'Europa geografica ma non nell'Europa politica, e anche qui bisognerebbe aprire un tema, bisognerebbe che l'Europa diventasse più forte raggruppando tutti i paesi dell'Europa geografica, perché se tutta l'Europa geografica è unita abbiamo una forza, se invece abbiamo dei paesi che sono fuori abbiamo meno potere, ma non solo potere, diciamo, di far guerre, ma potere proprio economico, perché avere 500 milioni di abitanti che consumano e lavorano tra di essi è un conto, averne 50 milioni è un altro, l'economia si restringe. Quindi io sono per l'economia allargata e sono per l'Europa allargata, e quindi dovrebbero dare una mano a questi paesi ad entrare nell'Europa politica, anche considerandoli di serie B, ma farli entrare in Schengen in maniera che possano esserci degli scambi commerciali, scambi economici molto più facilitati. Questo darebbe una forza superiore all'Europa, certo, per affrontare i problemi che si stanno proponendo, perché nel mondo oggi vedete il gas, vedete l'energia elettrica, vedete il petrolio, cioè si sta creando una situazione che è veramente pericolosa, sia per il fatto che i paesi che sono in guerra hanno tutto l'interesse di far entrare in guerra anche altri paesi, sia per il fatto che economicamente, e prima lo parlavamo nelle donne, ma economicamente vale per tutti, cioè se non c'è un sostegno economico non va avanti, non si vive bene, e quindi siamo tutti in difficoltà e si creano dei problemi sociali. Senta, dottor De Tos, un'altra domanda. Ecco, lei è una persona importante, come ripeto, parla con questi presidenti. Come si vede, come vedono l'Italia e soprattutto questo governo e la Premier Meloni? Come si sta muovendo secondo lei, dottor De Tos? Allora, io porto un po' l'esperienza che ho, allora intanto incontro tutti gli ambasciatori di tutti i paesi, quindi partendo dall'Albania, Macedonia, Bulgaria, Serbia, Croazia, eccetera, e tutti quanti i paesi hanno una grande stima e una grande considerazione di quello che è l'economia italiana, la vedono ancora oggi come un'economia trainante in tutta l'Europa, e quindi apprezzano molto il Made in Italy, sono tutti consapevoli che la culla dell'architettura, la culla del design, delle cose belle quasi sempre provengono dalla mentalità italiana, ma fa parte un po' della nostra cultura, perché noi abbiamo una cultura che parte dall'impero romano, e quindi c'è tutto il bello, il buono, la cucina, eccetera. Avete visto la cucina che è entrata anche diciamo come capitale mondiale dell'UNESCO, quindi c'è tutto valutazione dell'Italia. La politica italiana in questo momento è probabilmente dal dopo
1980, da dopo Berlusconi, è la prima volta che abbiamo un governo che dura e dà stabilità, e questo per quanto mi riguarda economicamente e anche per diciamo la stabilità del Paese dà grande fiducia, e quindi tutti lo considerano in maniera molto positiva. Avere una continuità di posizioni è molto importante per l'economia, e quindi lo vedono bene. Dopo è chiaro che tutti questi presidenti sono molto critici. Allora, chi è dentro l'Europa ha già fatto una scelta, chi è fuori dall'Europa sono molto critici per quanto riguarda l'Europa, che la cominciano a vedere troppo debole perché purtroppo abbiamo avuto un associato, diciamo tra virgolette, che era l'America, che ci ha un po' abbandonato, e quindi vedono un po' l'Europa un po' più debole di prima. Però questo dobbiamo noi darci una svegliata, cioè tutti i paesi, l'Italia, la Francia, la Germania, la Spagna, darci una svegliata, perché non possiamo essere sempre sotto scacco, perché io per esempio considero la Spagna assolutamente in diritto, visto che è previsto per statuto della NATO che possa autorizzare o meno l'utilizzo delle basi, e quindi non capisco perché devono entrare in un ricatto di Trump, a cadere in questo ricatto. Quindi lo considero veramente un eccesso, e tutto questo crea solo delle... Ma Sanchez è un tosto, non è mica facile, è uno che veramente ti guarda dritto negli occhi. Dopo ognuno può fare le proprie riflessioni, ma avete sentito il dottor Deitos, questo imprenditore, cosa sta dicendo? Un governo stabile dà fiducia, ecco, è importante questo, è importante per l'economia. Sentiamo anche Ondina Giacomin per quanto riguarda il turismo, queste guerre, ecco, questo cosa ci racconta? Com'è la situazione dalla sua angolazione, Ondina? Allora, noi rappresentiamo tutta la regione Veneto, per cui abbiamo un'idea di cosa sta accadendo. Tra le altre cose, il Veneto è una delle regioni a più ad alta densità turistica. Allora, Venezia, parliamo del comune, ha già meno 600 locazioni turistiche perché hanno chiuso, perché il 2025 è stato un disastro causato appunto da come si sveglia Trump al mattino, causato dalla guerra in Ucraina, per cui ci mancano tutti i russi, l'Israele, ci mancano gli israeliani, i tedeschi perché hanno un problema anche loro economico e si va in vacanza se si hanno i soldi, l'Inghilterra sappiamo com'è, insomma poi è morto il Papa, e naturalmente tutti quelli che erano in vacanza anche qui nel nord Italia hanno preferito giustamente a dare un saluto al Papa che era morto e a salutare quello che sarebbe arrivato dopo. Tutte queste problematiche fanno sì che noi abbiamo fatto quasi un 20% in meno. Abbiamo strutture a Venezia centro storico che stanno facendo il meno 50%. Il 2026 sta iniziando peggio del 2025, per cui la vedo veramente molto molto problematica, sia per quanto riguarda la gente che arriva, sia per quanto riguarda i prezzi, perché noi oggi abbiamo alberghi e locazioni turistiche che vendono le stanze a 50 euro una doppia, vuol dire che non pagano neanche i costi. Più chiara di così, avvocato Suine, come commenta sia quello che ha detto il dottor Deitos che quello che ha detto Ondina? Due questioni, due cose mi hanno colpito particolarmente, si era detto anche già prima: le guerre le paghiamo tutti. E quindi per prima cosa il risvolto economico sull'economia e poi anche sulla nostra vita quotidiana la paghiamo, la stiamo già pagando. La benzina si è vista in credo 24 ore, si sono visti i rincari, si vedrà nelle prossime settimane, ma la paghiamo anche in termini di qualità della nostra vita, perché oggi dovessimo decidere di fare un viaggio avremmo qualche pensiero, e come noi ce l'hanno quelli che vogliono ipoteticamente venire in Italia. Quindi chiaramente l'impatto che queste guerre hanno le paghiamo noi sotto tante sfaccettature. Il turismo magari non è la prima, perché prima penserei alla vita di quelli che la perdono e che perdono tutto, però per noi nel nostro piccolo anche il turismo, in Veneto soprattutto, giustamente ha un rilievo. Ha un rilievo anche per la mancanza poi di
di fiducia per fare dei passi per il futuro. Penso a un investimento, penso a chi vorrebbe aprire un'attività e dice la apro, non la apro, e se poi non ce la faccio, e se poi rincarano, cioè blocca un pochino tutto, e questo blocco poi va a cascata. Quindi sicuramente condivido appieno quello che ha detto il dottor De Tos sulle guerre e sull'impatto, e anche sull'Europa, cioè un'Europa unita, un'Europa forte sicuramente ci metterebbe un pochino più al riparo, mentre invece assistiamo a un po' a uno sgretolamento che sicuramente bene non ci fa. Dottor De Tos, con lei invece volevo parlare del Made in Italy, questa parola magica, questa creatività. Io ho avuto una piccola imprenditrice nel calzaturiero, la quale è molto preoccupata. Ha detto: non so se riuscirò a stare a galla, non sono abbastanza strutturata, le associazioni non mi aiutano, la mia scarpa non posso venderla nel Bangladesh, questo mio Made in Italy, questa scarpa artigianale, ma chi me la compra? Ma cosa devo fare? Ecco, questa è anche un'altra donna che ha capito l'importanza invece del Made in Italy, dell'artigianalità, ma ci rendiamo conto di quello che diciamo e di quello che continuamente stiamo perdendo, che è il nostro know-how. Speriamo che qualcuno si svegli. Il mio programma si chiama Sveglia Veneti, dottor De Tos, spero che qualcuno lo capisca, perché veramente se perdiamo ancora di più questo mondo artigianale che ha fatto grande l'Italia, sono stati questi, la creatività italiana. Cosa ci dice, dottor De Tos, il Made in Italy, salvaguardarlo, proteggerlo? Perché io sento tante parole, progetti, ma alla fine... Allora, il Made in Italy è ancora oggi veramente apprezzato, lo dicevo prima, per tante, perché dentro l'Italia sono nati e continueranno a nascere, secondo me, ancora delle idee dall'Italia, perché l'italiano è quello che, diciamo, nella difficoltà si sa sempre, se la sa sempre cavare, diciamo, no? Però il Made in Italy va sostenuto anche e con convinzione. Oggi io quello che denoto di più di tutto è che le industrie o comunque le aziende, quelle più strutturate, sono aggredite dai fondi, quindi aggredite è una parola forse sbagliata, diciamo che sono molto appetibili per i fondi stanno comprando queste aziende e snaturalizzando, perché non ci sono più i fondatori, non ci sono più le persone che mettono il cuore o che mettono veramente, danno il motore ai prodotti che si creano, e quindi ho paura che negli anni questo Made in Italy rischi di calare. Però fino ad oggi abbiamo una tendenza veramente importante per quanto è l'apprezzamento, soprattutto qua nell'Est Europa dove io opero di più, è apprezzato tantissimo. Dobbiamo essere anche convinti di quello che facciamo e purtroppo non dobbiamo seguire, perché poi sapete che se uno segue il prezzo sempre più basso dovremo confrontarci con i prodotti cinesi, dove la Cina fa dumping in tutti i settori, dumping in senso che lo Stato aiuta le aziende e quindi le rende più aggressive, e quando decidono di entrare in un mercato fanno qualsiasi prezzo perché tanto non gliene frega niente, copiando e quindi dando anche, cioè venendo qui a prendere il know-how, assumendo delle persone, portandole in Cina, eccetera, e quindi creano dei problemi. Noi dobbiamo continuare a cambiare, continuare a mettere delle idee nuove, continuare ad evolvere per mantenere il Made in Italy e cercare di vendere il meno possibile ai fondi le nostre aziende, perché gli italiani devono rimanere sempre, perché questi fondi, scusa non l'avevo definito, questi fondi spesso e volentieri sono stranieri perché vengono qui a prendere quelle cose che vanno bene, quindi dobbiamo essere convinti e anche saper accontentarci, perché non farci prendere dal dio denaro, perché prendi una bella somma di denaro, e cioè non dobbiamo farci convincere a vendere, mantenere le aziende, metterci il cuore e continuare a proporre e ad evolvere e a trovare soluzioni nuove, prodotti nuovi, con design sempre in evoluzione. Questo è quello che penso io del Made in Italy. Grazie. Allora, prima di vedere questo servizio, che voglio poi sentire sia Ondina Giacomin e anche il dottor De Tos, mentre salutiamo l'avvocato Suine che ci deve giustamente
assolutamente lasciare, perché qui Don Petro mi faceva piacere confrontarsi anche con questi miei ospiti. Andiamo a vedere appunto l'università cosa sta cercando di fare anche per quanto riguarda capire l'esigenza di capire cos'è l'osservatorio per quanto riguarda le mafie in Friuli Venezia Giulia. Andiamo a sentire, poi salutiamo anche gli ospiti. Osservatorio Mafie Friuli Venezia Giulia Università. Testa l'immagine del mafioso vecchio stile con coppola e lupare e iniziare a comprendere che oggi i malavitosi sono molto più spesso professionisti in doppio petto, capaci di investire e fare affari in criptovalute, rendendo sempre più difficile combattere il crimine. È stato questo uno dei temi trattati al convegno dell'Osservatorio regionale antimafia in occasione della giornata dedicata al ricordo vittime della mafia. Oggi la mafia è cambiata, ci sono aggressioni di tipo economico, parliamo di evasione fiscale, di riciclaggio, di reati che forse non sono quelli classici riconducibili alla criminalità organizzata. Questo è un modo anche per approfondire le tematiche sul nostro territorio, è una regione di transito per molti traffici, è una regione ricca dal punto di vista economico e quindi sicuramente può risultare appetibile alla criminalità organizzata. L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l'Università di Udine e la partecipazione degli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza. Un altro tema su cui l'Osservatorio ha voluto sensibilizzare è quello dell'uso di software pirata o acquisto di prodotti alimentari sotto costo, che stanno diventando sempre più fonte di guadagno delle organizzazioni criminali. Abbiamo deciso che era importante affrontare con gli studenti e preparare gli studenti ad affrontare queste nuove sfide che la criminalità organizzata ci pone. C'è chi sta denunciando, comunque vedete anche dei segnali di reazione del territorio? Beh, avete letto tutti la notizia dell'imprenditore friulano che ha denunciato un tentativo di corruzione, gli hanno chiesto il pizzo ad un'azienda friulana che lavorava in Calabria, se non ricordo male. Il capocantiere è stato avvicinato e gli è stato chiesto di pagare il pizzo, ma è stato chiesto di pagare il pizzo come? Tramite false fatturazioni, sovrafatturazioni, cose delle quali probabilmente la sua azienda non si sarebbe mai accorta se questa persona con grandissima onestà non avesse denunciato. Allora, dottor Deitos, come ci saluta, come vuole commentare questo servizio? Antenne molto alte, dobbiamo stare attenti tutti, prego. Beh, questa è una piaga che purtroppo quando ci sono difficoltà economiche e sociali tendono ad acuirsi, per cui io metterei tanta attenzione a quello che potrebbe succedere anche nei nostri territori, perché la corruzione è sempre alle porte, quindi io darei veramente tanta attenzione e direi a tutti gli imprenditori: denunciate subito, perché rimanere nella legalità paga sempre. Quindi bisogna sempre fare attenzione. Io purtroppo devo lasciarvi perché abbiamo terminato, dottore, tranquillo, ci salutiamo. Come ci saluta allora, dottor Deitos? Beh, intanto facendo i complimenti, perché bisogna avere anche il coraggio di affrontare tutti questi temi e non è facile, perché poi sì. Quindi io ringrazio tutti, ringrazio anche, oltre che lei, anche tutti quelli che ci hanno guardato, che ci hanno ascoltato. Grazie e saluti a tutti. Grazie a lei, dottor Deitos. Mi raccomando, per le sue figlie, ecco, il figlio è già a posto, le figlie, mi raccomando, e anche la figura femminile, quando ne parlerà anche con gli altri in questa Confindustria molto importante. Grazie, buon lavoro. Ondina Giacomini, come ci saluta, con quale messaggio? Allora, io vi saluto con questo messaggio. Spero che il 2026, voglio dire, possa recuperare sia in termini di lavoro per quanto riguarda il turismo. Io mi occupo di questo, ovviamente, anche se purtroppo diciamo che la situazione è quella che è e sembra che no. Ecco, però mi faccio un augurio, Mirella, perché io domenica mattina dovrei partire, andare in viaggio, perché ho compiuto 70 anni e ho fatto
fatto un regalo alla mia famiglia di un viaggio in Egitto e mi sa che domenica mattina forse non parto. Ho paura Ecco. anch'io, Ondina, ho paura anch'io purtroppo. Ti auguro di partire. Io le faccio gli auguri, però con i tempi che corrono, Ondina, io direi di stare un po' attenti, perché vede dalla sera alla mattina in poche ore come cambiano i scenari politici anche nel mondo. Ecco, chi avrebbe mai immaginato Dubai, questi posti che l'hanno detto gli stesse persone che sono là. Perciò attenzione, Ondina, noi ci teniamo tanto a Ondina Giacomì, perché è veramente una persona che cerca anche lei di dare il proprio contributo per quanto riguarda anche il turismo, e non è cosa semplice e facile. Perciò, Ondina, riflettere bene prima di partire, perché ecco, i venti di guerra non sono lontani e i rumori non sono per niente rassicuranti. Grazie Ondina Giacomì, grazie, buon lavoro e complimenti, e soprattutto buon compleanno, anche se in ritardo, buon compleanno da tutta Sveglia Veneti. Grazie Ondina. Grazie mille. Pubblicità. Adesso partiamo, in attesa che arrivi l'ospite che deve collegarsi, andiamo a vedere quello che sta succedendo anche nel nostro territorio, questi venti di guerra che stanno veramente impaurendo, impressionando qualcuno. Andiamo a Istrana a sentire cosa ha detto la sindaca, ecco, per capire anche da noi cosa sta succedendo. Ad Istrana la tensione è alta, nella base vige il massimo riservo sulle operazioni. Nulla trapela, ma la preoccupazione con il passare delle ore e dei giorni aumenta, così come l'apprensione per i militari di stanza al 51esimo stormo, oltre una decina, che si trovano ad Ali al-Salem in Kuwait. Vivendo così vicini all'interno della comunità e con grande affetto anche verso i militari e le loro famiglie, che sono perfettamente, diciamo, inseriti nel nostro territorio, un pensiero va a loro, che sicuramente in queste ore, ecco, stanno vivendo questi momenti di apprensione, e mi sento di portare la vicinanza di tutti noi qui da Istrana a loro. Ma se il clima è caldo nelle basi militari, anche tra i cittadini serpeggia l'angoscia. Certo, anche le immagini che vediamo ci fanno pensare, ed è chiaro che tutti si interrogano, questo è evidente anche dal punto di vista emotivo. Insomma, molti chiedono: ma ci sarà pericolo anche per noi? Questo è inevitabile, però attendiamo, insomma, l'evolvere della situazione. Le basi militari come Vicenza ed Aviano rimangono in massima allerta, così come Istrana, che sta seguendo l'evolversi della situazione ora dopo ora. La crisi del Medio Oriente è forse una delle peggiori degli ultimi tempi, a confermarlo il generale dei Carabinieri Claudio D'Angelo, impiegato nel passato in diversi teatri di guerra, dall'Afghanistan all'Iraq fino al Libano. Sicuramente l'Iran è una realtà molto particolare e isolata in quel teatro, ma l'Iran, stavo dicendo, ha la possibilità di colpirci in diverse maniere, tramite il blocco del commercio, ridando fiato agli Houthi nello Yemen, colpendo direttamente tramite organizzazioni terroristiche che a lei fanno riferimento, quindi ha sicuramente la possibilità di colpire anche l'Europa, come ha già fatto, perché ha colpito Cipro, che è Europa. Torna anche lo spettro del terrorismo internazionale. Sicuramente muoveranno le loro pedine. Ovviamente entra in gioco la capacità sia dei servizi italiani sia delle forze di polizia italiane di garantire il controllo del territorio e un buon servizio di prevenzione. Americani e israeliani continuano i bombardamenti, l'Iran risponde colpendo i paesi del Golfo Persico. I connazionali stanno tentando di rientrare in Italia non senza difficoltà. I militari in missione nei paesi a rischio rimangono nei bunker. Un'attesa snervante che potrebbe non finire tanto presto.
Saluto e ringrazio la dottoressa Chiara Tessari, ricercatrice, ma che opera all'unità operativa complessa cardiochirurgia di Padova, all'Università di Padova. Buongiorno dottoressa, fra poco avremo tutti noi da voi, perché veramente il cuore va a 1000, non sappiamo più cosa fare. Penso a queste famiglie, a questi genitori che hanno i loro figli, i loro cari in queste località, non c'è di sicuro da sorridere. Quello che però pensiamo è che anche la ricerca ha fatto passi da gigante anche per questo cuore. Io ho avuto ospite diverse volte il professor Gerosa, che parlava veramente di questo organo meraviglioso, che è il futuro. Cosa ci dice dottoressa Tessari? Ecco, come apriamo in bellezza questa mattina, perché sennò veramente con la ricerca e questa cardiochirurgia. Prego dottoressa. Sì, buongiorno a tutti. Stiamo continuando appunto a progredire nel fare passi avanti nei confronti della ricerca dal punto di vista, diciamo, cardiovascolare, un po' a 360 gradi, nel senso di cercare di ottimizzare da una parte le ricerche di base, quindi gli studi per quanto riguarda ovviamente la fisiopatologia, quindi l'insorgenza delle malattie, e questo è prevalentemente di ambito, diciamo, cardiologico, ma anche per quanto riguarda gli studi per l'ottimizzazione di procedure chirurgiche e dell'ottimizzazione anche del benessere di questi pazienti che poi vengono operati, perché fondamentale dal mio punto di vista è che diciamo che il benessere non si ottenga solo con l'intervento, o comunque dire ok, l'intervento è andato bene, ma che prosegua poi per tutta la vita di questa persona. Molto chiara dottoressa, e la ringrazio. Quello che preoccupa è che manca tanta informazione, specialmente nei diversamente giovani. Io ricevo telefonate delle volte quando ho questi ospiti che mi dicono è l'angina, Mirella, fatti spiegare cos'è l'angina, perché non capiamo bene, abbiamo paura di chiedere, ecco, siamo bloccati. Questo diversamente giovane che ha paura di parlare, di dire quello che sente, fanno fatica. Come mai dottoressa? Ecco, il medico di famiglia che non è più il medico di una volta, che non spiega bene, quando siamo dimessi anche dall'ospedale, e il cuore è una cosa importante. Ecco, cosa vuole dire a questi, ecco, che possono essere i nostri nonni, dottoressa, che hanno bisogno di essere un po' coccolati perché non riescono più a capire telemedicina, ma non riescono neppure ad operare il cellulare. È facile parlare per chi... Prego dottoressa. No, è assolutamente vero, nel senso che come fondamentalmente tutti quanti sappiamo, c'è una carenza di medici, e c'è una carenza di medici un po' a 360 gradi, nel senso che c'è una carenza di medici in cardiochirurgia, che è una specializzazione molto dettagliata, diciamo, ma se mancano lì è ovvio che mancano anche i medici di famiglia, appunto. Quindi c'è una carenza un po' a 360 gradi, non tanto per quanto riguarda le iscrizioni in medicina, ma per un effetto imbuto con un collo veramente molto stretto poi per quanto riguarda le assunzioni. Accanto a questo c'è il grossissimo problema delle retribuzioni. Quindi nel momento stesso in cui, in particolare negli ultimi anni, si sta facendo forte l'informazione che basta superare i confini italiani e gli stipendi aumentano nettamente, i ragazzi, i giovani studenti di medicina provano poi a trasferirsi all'estero per lavorare. Quindi chi c'è si trova a dover lavorare non per uno ma per tre, cioè dove prima lavoravano in tre adesso è a carico di un solo medico, e quindi ovviamente la quota dei pazienti però rimane sempre la stessa, anzi per quanto riguarda la popolazione anziana è in costante incremento. Ed è in costante incremento anche perché c'è stata sicuramente una evoluzione in ambito medico e chirurgico affinché non solo queste persone vivano di più,
cioè abbiano una sopravvivenza più lunga, ma che anche la qualità di vita sia buona anche in età avanzata, quindi che continuino a stare tutto sommato bene, diciamo, anche in quelle età che invece qualche decennio fa era raro anche solo arrivarci. Tuttavia, appunto, la quota dei pazienti rimane la stessa, se non persino in aumento. I medici sono di meno, viene chiesto di gestire, diciamo, un pool di pazienti che è 3 volte quello che era qualche anno fa, e quindi il tempo che ciascun medico ha a disposizione è sempre meno. Tuttavia, di fronte abbiamo una persona, come giustamente ha detto lei, è una persona con però tra l'altro le proprie peculiarità, un po' dovute all'età, per cui ci sono delle peculiarità spalmate, diciamo, un po' in tutte le età della nostra vita, e un po' appunto la peculiarità singola della persona, e lì sta la capacità del medico, nonostante il poco tempo, riuscire a diventare empatico, comunque raccogliere e arrivare a conoscere la persona per trasmettere nel modo più efficace possibile le informazioni. E io spero tanto sinceramente che si spinga anche su questo lato educativo all'interno delle scuole di medicina in primis, e quindi a livello dell'università, in modo tale da formare i futuri medici in questo, ma non solo, nel senso che deve coinvolgere un po' a 360 gradi tutta quanta la popolazione, quindi anche a livello di scuole antecedenti all'università riuscire un po' a spingere appunto sulla ottimizzazione della qualità della comunicazione nelle persone. Questo serve a livello medico, ma serve un po' in ambito lavorativo, ma non solo, un po' per tutte quante le professioni. Allora, lo stile di vita, come ci si nutre, ecco, quanto movimento si fa, però delle volte non basta. Quali sono i sintomi da tenere in considerazione, dottoressa Tessari? Perché veramente le persone delle volte fanno fatica se devono recarsi al pronto soccorso, e delle volte vengono respinte perché non era il caso, però si prende paura, il cuore batte, c'è il dolore sulla spalla, al braccio. Ecco, cosa vuole dire? Perché visto che non possono andare poveretti tutti, almeno cerchiamo di spiegare quando è il caso veramente di preoccuparsi, quando i sintomi sono sintomi che veramente devono essere valutati da professionisti. Prego. Allora, secondo me vanno distinte due scenari. Uno è quello di una persona che sa di avere una patologia cardiaca o cardiovascolare, quindi è già seguito dal punto di vista medico, il suo medico di medicina generale lo sa, è a conoscenza, e poi è anche seguito da specialisti. Parlo per esempio del cardiologo piuttosto che del diabetologo e quant'altro. Dall'altra parte c'è il paziente cosiddetto naif, cioè quello in cui invece la sua storia clinica è praticamente muta, crede di essere sano e poi improvvisamente invece può accusare qualche sintomo, improvvisamente o comunque su un quadro di stabilità cominciare invece a manifestare qualcosa. Allora, partendo dal primo scenario, cioè il paziente notto, il ruolo dei medici che ce l'hanno in cura è anche quello di educarlo nel riconoscimento di sintomi e in particolare nel riconoscimento della variazione degli stessi. Lei prima ha citato l'angina. L'angina è un dolore toracico, però non è dolore toracico punto, è un dolore toracico indotto dal cuore. Il cuore è un organo interno e quindi in quanto organo interno non ha quella sintomatologia dolorosa come quella che potremo avere quando ipoteticamente abbiamo una contrazione di muscolo o un dolore osseo. Consideriamo che il cuore è contenuto all'interno della gabbia toracica, che appunto è composta da muscoli, ossa, articolazioni, che hanno una particolare caratteristica di dolore, mentre il dolore cardiaco spesso è un dolore interno, un po' subdolo. Il paziente non lo manifesta neanche come dolore vero e proprio, ma come senso di peso, senso di malessere, e che spesso
è un dolore che non viene o che viene associato ad uno sforzo e quindi insorge sempre quando si fa sforzo e sempre magari ad una determinata intensità di sforzo. Con sforzo intendo per esempio fare una rampa di scale, una camminata, eccetera. Oppure quando questo, e quindi con la sospensione dello sforzo il sintomo regredisce, oppure potrebbe essere che il sintomo insorge anche a riposo ma non regredisce, persiste. Nel caso spesso di una persona che accusa un dolore sempre allo stesso punto dello sforzo, siamo nel primo caso, cioè un paziente che sa di avere una patologia cardiaca e quindi in teoria dovrebbero essere stati trasmessi le conoscenze di come agire. Se invece siamo di fronte ad una evoluzione di questo, per cui il dolore insorge sempre prima oppure non va via con la sospensione, lì è il caso di andare in pronto soccorso. Avete capito? È stata la chiarissima. seconda opzione Prego, è quella prego. di un paziente che invece crede di essere sano, però la sintomatologia è sempre la stessa. Quindi se io ho un dolore solo alla spalla e che mi si aumenta facendo il movimento, non è un dolore cardiaco, è un dolore muscolare o osteoarticolare, mentre quando appunto è proprio un dolore cattivo, diciamo, no? Un po' dal punto di vista dell'umore, dico, cioè fa proprio cambiare umore, senso di peso. Alcune volte è un senso di peso che non sta neanche all'interno del torace, ma un po' più basso, è tipo la bocca dello stomaco, e lì è il caso appunto di andare in pronto soccorso. Cioè invece magari dipende dalla posizione, Certo. piuttosto che ho appena mangiato e mi metto disteso a letto, avendo anche altri organi sia a livello proprio della bocca dello stomaco appunto, sia la gabbia toracica, è verosimile che non sia un dolore cardiaco. Allora dottoressa, tutti quanti siamo, adesso c'è un'inchiesta in corso, non le farò domande per carità che la imbarazzano, però questo organo così importante, ecco così diciamo nel 2026 che salva veramente molte vie, la donazione ad esempio, l'importanza della donazione, sperando sempre poi che vada a buon fine naturalmente, perché ecco quello che è successo delle volte fa riflettere, qualcuno dice mamma mia speriamo che non sia negativo il messaggio che è arrivato, però l'importanza della donazione, forse se ne parla troppo poco, io dico ai miei ospiti, anche a cardiochirurghi ma non solo, ecco l'importanza di informare di più come mai i diciottenni non donano, dottoressa, cosa sta succedendo, vanno a fare la carta d'identità però non fanno la donazione, non dicono niente. Secondo lei si dovrebbe informare di più, come dice anche il professor Gerosa, aprire di più gli ospedali anche a questi ragazzi, a questi studenti? Allora, aprire gli ospedali a ragazzi e studenti può avere qualche effetto, ma secondo me anche no. Bisogna andare a livello di dove stanno i ragazzi, non portare i ragazzi in ospedale, ma dove vivono i ragazzi. Io stessa 2 mesi fa ormai, perché era gennaio, siamo a inizio marzo, attraverso l'istituto comprensivo scolastico dove c'è mio figlio e quindi le insegnanti mi hanno proposto di fare un'attività delle scuole che è prevista tra l'altro a livello della mia attività universitaria e grazie appunto alla dirigente scolastica e alle insegnanti sono riuscita ad andare io come esperto esterno di cardiochirurgia e ho deciso e mi è stata ovviamente data la possibilità anche di portare un rappresentante che però aveva due funzioni, nel senso che è una persona cardiotrapiantata, quindi trapiantata di cuore a Padova, seguita dall'ambulatorio del trapianto di cuore e quindi lo conosco bene perché mi occupo anche di questo e oltre ad essere anche parte del membro direttivo, diciamo del comitato direttivo di ACTI, che sta per Associazione Cardiotrapiantati Italiani della sezione di Padova, è anche istruttore BLS, quindi è istruttore per le attività di supporto
cardiopolmonari. E siamo riusciti a entrare nelle aule e fare un po' un ripasso del sistema cardiocircolatorio dei bambini di quinta della scuola primaria, e da quello abbiamo parlato anche delle patologie e delle patologie che possono coinvolgere il cuore, e abbiamo parlato del ritmo cardiaco, fino ad arrivare appunto a cosa può succedere quando il cuore smette di battere o smette di battere correttamente, e quindi di fronte a uno scenario di arresto cardiaco, riuscendo anche a coinvolgere le classi in una base, giusto una breve infarinatura dell'attività appunto di rianimazione cardiopolmonare. E questo in verità ACTI lo sta facendo nel Padovano, cioè sta portando questa cultura a livello delle scuole superiori, e quindi di nuovo rientriamo in quel target di ragazzi che si trovano a passare dall'età infantile, diciamo, cioè gli under 18, a invece essere considerati adulti, però anche sensibilizzare i ragazzi di età inferiore alla sua efficacia, perché effettivamente loro sono tornati a casa, e questo me l'hanno manifestato anche i genitori, un po' di tutte quante le classi in cui abbiamo fatto questa attività, molto più invogliati, e hanno coinvolto anche i genitori, i nonni, gli zii, i fratelli in questa attività. Quindi secondo me, più di portarli negli ospedali, bisogna raggiungerli nel loro ambiente di vita, quindi nelle attività sportive. E questa è la riflessione della dottoressa Chiara Tessari. Però dottoressa, c'è anche che magari dopo questi ragazzi vorrebbero essere intrigati di più, vedere di più, ad esempio il professor Cillo, che ho avuto ospite l'altro giorno, che penso lei conosca sicuramente, ha detto che ha avuto la richiesta di 40 ragazzi, di 40 studenti, di entrare nelle sale operatorie, era molto felice, ha detto vuol dire che li intrighiamo, che vogliono conoscere di più, perché dopo il sapere è bello vedere anche l'agire, cosa succede all'interno di queste sale operatorie, perché loro sono molto curiosi, forse non l'abbiamo capito, ma sono molto curiosi, ecco, il vedere, il capire, li accompagna fin da piccoli nella crescita. Prego dottoressa, lo sta dicendo anche lei, questa informazione che viene data, la curiosità, prego. Sì, è sicuro, ma è giusta l'osservazione che ha fatto il professor Cillo, cioè quando sono i ragazzi a richiederlo, allora l'ospedale dovrebbe appunto aprirsi, non imporlo, diciamo, perché altrimenti rischiamo di ottenere l'effetto contrario in quelle persone che di indole magari non sarebbero portate. Quindi secondo me prima bisogna passare a raggiungerli dove loro ci sono, a renderli consapevoli di queste realtà, dando poi eventualmente la possibilità a chi interessato di allora spostarsi nell'ambiente ospedaliero. Anche perché è un ambiente che a livello tecnologico, che loro sono molto intrigati dalla tecnologia, dalla robotica, può intrigarli molto, cioè non vediamo solo l'ospedale come un centro di cura, ma un ospedale dove vedi veramente gli strumenti di ultima generazione che veramente sono incredibili, e questo magari affascina. Cosa dice dottoressa? Sì, sono d'accordo, nel senso che sarebbe da portarli non solo in ospedale, ma anche nei laboratori di ricerca. Nei laboratori di ricerca appunto quelli traslazionali, cioè quelli che si occupano di attività di ricerca che abbia un fine poi di applicazione clinica, in modo tale che riescano a capire che non è detto che per curare le persone bisogna solo e esclusivamente fare il medico, il chirurgo, ma che il contributo può arrivare appunto anche per esempio da un bravissimo ingegnere biomedicale che riesca a capire e confrontarsi, questo è fondamentale secondo me, con chi invece il medico lo fa, proprio per riuscire magari a colmare quel gap di tecnologia e di cura
che attualmente non c'è, quindi sì, sicuramente. Anche perché mi ricordo quel ricercatore che a 22 anni ha scoperto la stella variabile e ha raccontato, io l'ho avuto ospite, dottoressa, che non l'avrebbe mai fatto se fosse rimasto a scuola. Quando è entrato nell'osservatorio è stato un fulmine, ha detto a ciel sereno, non l'avrei mai immaginato, però di sicuro né su internet né a scuola forse sarei riuscito a capire quello che io veramente desideravo, e in effetti a 22 anni ha scoperto la stella variabile. Mentre un'altra stella che è un po' opaca è quella dell'informazione anche sui farmaci. Ad esempio le statine, mi dicono di chiederle, dottoressa, ecco, io ho la pressione alta, cambio continuamente, non trovo, sto male, il cuore batte, aritmie. Ecco, cosa vuole dire a questi diversamente giovani che poveretti veramente stanno soffrendo tanto? Guardate che mi fanno una pena se non hanno chi li supporta, può essere un familiare o il medico di famiglia, la struttura, perché voi fate i grandi interventi ma poi quando tornano a casa diventa un problema se non vengono accompagnati. Mi sembra che l'abbia capito molto bene anche sia il direttore, il nuovo presidente della regione, ma anche il professor Gerosa e altri, dell'accompagnamento che ci vuole dopo l'intervento a casa. Prego, dottoressa. Sì, cioè nel senso non è che, come ho detto prima, non è che la salute della persona si ottiene solo facendo un ottimo intervento cardiochirurgico o un ottimo intervento chirurgico, appunto. La persona deve continuare a stare bene, cioè il successo in verità dell'intervento anche solo sta nel fatto di permettere alla persona di stare bene poi per il resto della sua vita, quantomeno per l'apparato, diciamo, che si è andato a trattare. Sì, bisogna secondo me ottimizzare la comunicazione su queste persone da una parte, dall'altra parte che i pazienti appunto accolgano, diciamo, i consigli da parte medico. Parlo per esempio della statina, capita anche a me di sentirmi dire spesso non l'ho sospesa perché poi gli esami dimostravano che i livelli di colesterolo si erano normalizzati con la statina. Sì, perché il farmaco ti ha permesso di abbassarli fino ad un livello non patologico e utile, per cui è il farmaco che te l'ha consentito. Se tu sospendi il farmaco, i livelli tornano alti come prima. Poi comunque abbiamo la possibilità di avere un panorama di farmaci sia per il controllo della pressione arteriosa piuttosto che per il controllo del colesterolo, quant'altro, ma veramente molto molto ampio. E la tolleranza di ogni persona può variare nei confronti di uno o più farmaci, per cui bisogna parlare. Da una parte la persona, il paziente deve parlare, deve non aver timore di esprimersi, dall'altra parte il medico deve riuscire ad ascoltare e fornire le informazioni, le risposte, diciamo, alla persona, perché probabilmente se la persona appunto invece dirà la statina poi mi ha fatto male, io l'ho sospesa, non sa che dietro alla prima statina ci sono 1000 altre statine e 1000 altri possibili farmaci dopo le statine che possono essere utilizzati comunque per controllare il colesterolo. Poi ci sono le linee guida che dicono quella da cui partire fino a dove arrivare e quindi c'è un ordine da seguire in base alla tolleranza della persona. Senta, dottoressa Tessari, l'importanza anche della nutrizione fin da piccoli. Noi abbiamo i bambini obesi, mi dicono i pediatri di parlarne perché poi le conseguenze si pagano molto più avanti, ma si pagano. Ecco, cosa vuole dire a questi genitori che non riescono a capire invece l'importanza del mangiare sano, del movimento, questi bambini sempre chiusi, si muovono poco? Prego. Allora, i bambini secondo me non sono cambiati. I bambini come decenni fa si stava H24 fondamentalmente fuori di casa ed erano attivi, i bambini se gli si fa giocare giocano e quindi hanno una vita assolutamente attiva. Il problema è la società, il fatto che siamo in una società spesso in cui entrambi i genitori lavorano, in cui i bambini stanno
tante ore fermi, diciamo, però bisogna dargli assolutamente la possibilità di muoversi, anche solo muoversi, secondo me, di fare i bambini, ecco, questo sì, senza nel momento stesso in cui poi finiscono le loro attività, che ne so, scolastiche, limitarli a livello delle 4 mura di una stanza, non tanto della casa, ma 4 mura di una stanza, ecco, questo sì. E la stessa identica cosa secondo me in ambito alimentare, nel senso che se fin da subito, quindi parlo anche a livello di svezzamento, i bambini vengono aiutati a riconoscere che il cibo ha colori diversi, ha sapori diversi che spesso sono associati al colore, e si mantiene questo dalla fase dello svezzamento in poi, e si continua a livello di casa a offrirgli, proporgli di tutto, e noi stessi genitori mangiamo le stesse loro cose, loro si abituano, nel senso sono abituati, non è che la zucchina è cattiva perché è verde. Sì. Molto chiara, dottoressa. Ormai siamo proprio in chiusura. Con quale messaggio ci saluta? Adesso invece ci rivolgiamo ai diversamente giovani, dottoressa. Fanno poco movimento, devono uscire di più, fare una ginnastica dolce. Velocissima, dottoressa, prego. Sì, ci sono un sacco di iniziative, sia a livello di distretti, sia a livello di medicina dello sport, ma ci sono anche tante iniziative anche da parte di gruppi di professionisti in cui per esempio mi hanno coinvolto, ma sono professionisti per esempio di altri dipartimenti universitari che si occupano per esempio di ambiente, in cui stiamo partendo proprio per sensibilizzare le persone a stare fuori, stare all'aperto, e di come l'ambiente naturale possa far beneficiare la nostra salute. Quindi cogliete queste iniziative che ci sono, ripeto, a 360 gradi, perché sono supportate anche da dati scientifici, non è solo l'estro del momento, ecco. Più chiara di così, noi ringraziamo la dottoressa Chiara Tessari, cardiochirurgia all'Università di Padova, ricercatrice, unità complessa operativa. Pensate l'importanza di questa donna, di questa figura femminile. Ecco, un'altra volta questa mattina vediamo veramente la preparazione di questa realtà, che è una donna, e che spero che in futuro abbiano più spazio e veramente siano più riconosciuti in tutti gli ambiti, perché ce lo meritiamo proprio, dottoressa, bisogna dirlo, che niente è guadagnato con poca fatica, questo lo dico io, e grazie a tutti voi. E adesso andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato. Ciao amici, eccoci arrivati. Oggi siamo a Loreo, in provincia di Rovigo. Ciao Marina. Sono una mamma con un ragazzo disabile e con lo sfratto esecutivo da parte dell'Ater, e siamo abbandonati dagli enti, dalle istituzioni, tutto quanto, e non ne possiamo più perché le difficoltà sono tante. Il ragazzo ha 23 anni adesso, io non riesco a trovare lavoro ormai da anni. La provincia di Rovigo non è che mi offra più di tanto da vivere anche nel quotidiano, e quindi non so cosa fare anche per mio figlio, non per me ma per mio figlio soprattutto, di vivere dignitosamente come tutti credo che si dovrebbero aspettare dalla vita, no Mirella? Alex ha una disabilità ignota, diciamo, non è mai stato diagnosticato il vero problema, se è dislessia, se disturbi dell'attenzione, Mirella, o qualcos'altro. E cos'è che ti piace fare? Modellismo agricolo. Ma dai? Sì. Cosa hai fatto ultimamente? Ho costruito delle attrezzature. E tu cosa vorresti chiedere, Alex, agli amministratori, alla politica? Che vogliono di più i giovani, invece di pensare ai loro interessi. E alla mamma cosa vorresti dire? Che gli voglio bene e fa già tanto per me.
Allora Marina, sapete cosa facciamo? Ecco, Marina sta piangendo sentendo le parole di suo figlio. Mi sa che questo che è la disabile sei tu e tuo figlio è quello normale, guarda. Voilà, l'assegno. Grazie. Sei contenta? Felicissima, sì. Sì. Sapevo io che vi serviva. Grazie, grazie a tutti. Grazie Rete Veneta. Grazie di cuore. Ciao cari amici, oggi vi faccio una sorpresa grandissima e so che voi la gradirete tantissimo. Siamo davanti al Policlinico di Padova e stiamo per incontrare Fiorenzo Fiori. Ti vedo un po' più tranquillo. Sì, perché le cose stanno funzionando bene, ci accorgiamo anche noi giorno per giorno, le reazioni di Cecilia sono proprio positive, a forza di tira come un treno per riuscire ad arrivare alla sua stazione, la guarigione. Ascolta Fiorenzo, abbiamo detto che Cecilia ha avuto un trapianto Sì. di fegato, come sta? Reagisce bene. È in prognosi riservata. E la prognosi è e resta riservata ancora come dicono i medici. Però ci sono delle belle sì, schiarite, ogni diciamo. ogni giorno c'è una sorpresa, sì. Ascolta Fiorenza, c'è una nonna di Federica, nonna Bruna, che è stata rapinata, è riuscita ad avere un risarcimento e quel risarcimento l'ha voluto dare assolutamente a Cecilia Federica. Ringrazio anticipatamente da parte di Federica, mia figlia, e naturalmente Cecilia ho detto che dovevo parlare con Rete Veneta e cosa devo dirgli? Mi ha soltanto fatto ecco, anche così. Cecilia vi ha mandato a salutare, Sì. pensate. E niente, ringrazio anch'io. Ringrazio. Fiorenzo, questa è la busta per Cecilia e Federica e questo è l'assegno di telespettatori di Rete Veneta, eccolo qua. Grazie. È la nonna Bruna, un bacione alla nonna Bruna che ha dato il tutto agli altri dopo essere stata derubata, poverina. E niente, continuiamo a ringraziare chi fa questo per noi. Allora salutiamo Fiorenzo, ciao Fiorenzo. Un abbraccione grande a Cecilia in prima e poi a Federica e vi vogliamo tanto bene. Ciao Fiorenzo. Ringrazio ancora e ringrazio voi di Rete Veneta. Grazie. Ciao Fiorenzo. Ciao, grazie. Ciao.